Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. Inizia una nuova settimana, una settimana importante dal punto di vista delle decisioni che verranno prese a Roma. Mercoledì la cabina di regia che di fatto dovrebbe, utilizziamo il condizionale perché è d'obbligo in questi giorni così concitati, presentare alle regioni il piano scuole, poi da qui anche il nuovo decreto che potrebbe imporre l'utilizzo del Green Pass per spostarsi, quindi utilizzare aerei e treni, quindi anche nel trasporto pubblico, eventualmente gli autobus. Ci sono molte cose che vi dobbiamo raccontare. L'ultima parte di questa edizione straordinaria sarà dedicata ad un dibattito politico. Cerchiamo di capire la politica, come si posiziona all'interno di questo dibattito, di questi temi così importanti, e poi vi ricordo che alle 12:30 il Presidente Luca Zaia ha convocato una nuova conferenza stampa, un nuovo punto Covid per darci gli aggiornamenti sui contagi, ma probabilmente potrà dirci già qualcosa sulla scuola, quantomeno la posizione della Regione. E dalla scuola noi vogliamo partire. Ringrazio, so che è già collegata con noi, Carmela Palumbo, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, grazie per essere con noi, perché proviamo un po' a chiarire, per quanto possibile, come ripartirà la scuola a settembre. La data di inizio, il 13 settembre, è già stata fissata, ma dottoressa, che cosa sappiamo ad oggi sul piano scuola al quale sta lavorando il governo e che sarà presentato alle regioni? Che cosa sappiamo? Ma in realtà la bozza del piano scuola è già ampiamente in circolazione, quindi diciamo il testo è abbastanza noto ed è stato anche commentato, diciamo, anche sui giornali. E fondamentalmente, riprendendo il parere del CTS del 12 luglio, viene confermata comunque la misura del distanziamento, il famoso metro, no? Tra le rime buccali degli studenti, e i 2 metri poi diciamo, nelle attività di palestra, quindi nelle attività fisiche. Per cui, e poi una serie di altre misure che nelle scuole del Veneto sono state già ampiamente, direi, adottate, sperimentate, validate dalle scuole nei propri protocolli di sicurezza. Quindi dal punto di vista dell'organizzazione delle misure, diciamo, di contenimento, ecco, del virus, sostanzialmente le scuole hanno già questa esperienza alle spalle che potranno diciamo rinnovare per il prossimo anno scolastico. La vera incognita è rappresentata dal numero di studenti che saranno realmente vaccinati, e questo perché sappiamo non c'è l'obbligo vaccinale, ci sono tutta una serie di questioni che riguardano anche peraltro i minori di 12 anni che comunque non sono chiamati comunque alla vaccinazione, per cui sostanzialmente la scuola del primo ciclo da questo punto di vista dovrà proseguire con le misure ordinarie avendo gli studenti non vaccinati comunque. E poi c'è la questione dei trasporti sulla quale stiamo ovviamente già lavorando con i tavoli prefettizi. Quello che posso dire è che se le linee guida nazionali prevederanno come probabile l'80% di riempimento dei mezzi con il 100% degli studenti in presenza, noi non dovremmo avere problemi di nessun tipo, perché già il piano di potenziamento dei mezzi di trasporto che è stato approntato, diciamo, nell'anno che sta per finire, sarebbe più che sufficiente, diciamo, per contenere gli studenti, insomma. Allora, in questo documento, in questa bozza, che peraltro è arrivata anche nelle nostre mani, quindi qualcosa abbiamo visto anche noi, si torna a parlare ovviamente di mascherine come dispositivi di sicurezza imprescindibili, fondamentali, quindi si tornerà in classe con le mascherine, ma c'è anche una frase curiosa che è quella che di fatto fa capire e anticipa la decisione del governo, che sarà quella di non imporre l'obbligo vaccinale a studenti e insegnanti, perché si legge
adesso non ricordo esattamente le parole, ma si parla di dovere etico degli insegnanti di sottoporsi alla vaccinazione, ma questo fa intendere che non vi sarà alcun tipo di obbligatorietà. C'è stato un momento alcuni giorni fa in cui si ipotizzava che il governo potesse imporre l'obbligo. Nemmeno lei ci ha mai creduto? Ma è noto che il mondo politico su questo punto è molto diviso, ed è diviso proprio nelle forze politiche che sono all'interno del governo. Quindi penso che non si arriverà probabilmente all'obbligo vaccinale, sicuramente non per gli studenti. Questo penso di poterlo dire con una certa sicurezza, ma credo che anche per i docenti forse sarà più una decisione a scacchiera, a geometria variabile, cioè nelle regioni che mi pare che la deadline che il governo si sia dato è il 20 agosto, che al 20 agosto avessero un tasso di docenti, personale della scuola vaccinato ancora molto basso, che sarà ritenuto basso, allora lì potrebbe scattare eventualmente, diciamo, qualcosa di più della moral suasion. E nella nostra regione credo che non avremo assolutamente problemi, perché penso che noi siamo ampiamente intorno al 90% del personale della scuola, e quindi diciamo la copertura sul fronte del personale c'è. Discorso diverso riguarda ovviamente gli studenti, nei confronti dei quali, soprattutto delle famiglie, oltre che giustamente, ecco, la questione etica, io userei un argomento proprio squisitamente legato alla scuola in presenza e alla didattica. Abbiamo visto gli esiti delle prove invalsi, sappiamo che la scuola da remoto è stata molto faticosa per tutti e ha pesantemente inciso sugli apprendimenti. Allora, quando parliamo di apprendimenti, parliamo di qualche cosa che esplicherà i suoi effetti, i suoi risultati su tutta la vita della persona. Quindi sul futuro, sulle future scelte di studio ulteriori, sulle future scelte lavorative e fondamentalmente sulla realizzazione della persona. Quindi io alle famiglie farei appello soprattutto a questo sguardo lungo da avere sull'investimento che si fa sulla formazione dei propri figli. È in grado lei, dottoressa, di raccontarci? Lei parlava di copertura, adesione alla campagna vaccinale al 90% per gli insegnanti. Siamo già in grado di fare un parallelismo rispetto alle varie classi di studio, cioè non lo so, la scuola primaria piuttosto che la scuola dell'infanzia, piuttosto che la scuola superiore? C'è un'adesione diversa alla campagna vaccinale oppure possiamo dire che è sostanzialmente uniforme? Mi sembra che si possa dire sostanzialmente uniforme. Non abbiamo notato un diverso atteggiamento, un diverso interesse dei docenti, diciamo, dei vari ordini di scuola, assolutamente. Quindi su questa omogeneità, direi. E anche tra province, sostanzialmente. Sì, quindi nemmeno tra province insomma si rilevano grosse differenze. Senta, per quanto riguarda gli insegnanti poi è stato promesso un piano d'assunzione sostanzioso. Che cosa ci dobbiamo aspettare dunque? Ma noi nelle 112.000 assunzioni del piano nazionale siamo stati autorizzati come Veneto a fare quasi 12.000 nomine in ruolo. Di fatto, non mi dilungo sui motivi di carattere tecnico, ne faremo circa un terzo. Noi riusciremo a fare circa 4.000 nomine in ruolo, anzi le stiamo concludendo proprio in questi giorni. Poco fa stavo parlando proprio col dirigente regionale che si occupa di queste tematiche. Quindi noi entro i primi di agosto concludiamo con le nomine in ruolo dai vecchi concorsi, dal concorso straordinario, dai concorsi per le materie STEM. Di fatto riusciremo a coprire circa 4.000 cattedre e la restante parte di posti, sia diciamo
quindi gli 8.000 che residuano, sia i posti che sono disponibili nell'organico di fatto, soprattutto il grande numero di posti in deroga sul sostegno, quelli verranno coperti con le supplenze. Quest'anno contiamo di cominciare a effettuare le supplenze già dal 6-7 di agosto, quindi diciamo tra qualche giorno. Esatto. E lo faremo questa volta senza quelle convocazioni in presenza bibliche di supplenti, ma attraverso una piattaforma informatica che ci permetterà anche, diciamo, sia di rispettare le regole di distanziamento, ma soprattutto di essere più rapidi e quindi di avere la garanzia che per il 13 settembre avremo coperto tutti i posti, anche quelli destinati alle supplenze. Quindi insomma, imparando dagli errori del passato, non sarà un inizio anno come lo scorso anno, dove appunto c'è stato questo deficit dal punto di vista del personale e oltre ad avere a che fare, no, con il Covid, si è dovuti gestire anche questa situazione. Ovviamente la vaccinazione o meno, cioè il fatto che l'insegnante sia o meno immunizzato, non sarà una caratteristica richiesta per l'assunzione in supplenza. No, ovviamente se si tratterà di supplenti, chiamiamoli così, nuovi, cioè che entrano per la prima volta nel mondo della scuola, quindi che non hanno già avuto una supplenza nello scorso anno, potrebbe trattarsi di personale non vaccinato, però la gran parte del nostro precariato è precariato, noi lo chiamiamo storico, cioè sono supplenti che rinnovano l'incarico di anno in anno, quindi si sono sicuramente già vaccinati con tutto il personale di ruolo, ecco, ma avranno ovviamente la possibilità, se non lo sono, di incidere. Senta, dottoressa, le sarebbe piaciuto un intervento più a gamba tesa del governo? Cioè, se fosse arrivato l'obbligo vaccinale per gli insegnanti, lei sarebbe stata favorevole? Diciamo che in concreto per la nostra regione il problema non si è posto. Ci sono regioni nelle quali sembra che siamo al 40-50% di vaccinati e lì forse qualche ragionamento sinceramente lo farei. Piuttosto, sa, quello che io un po' tra virgolette critico come tecnico in questo contesto è che per diciamo tutelare la privacy del personale tutto, ecco, del pubblico impiego, ma in genere dappertutto anche nelle aziende, noi non abbiamo potuto fornire alle ASL l'anagrafe del personale della scuola, banalmente i codici fiscali da poter incrociare con le banche dati che hanno le ASL per verificare con esattezza che progressione si sono vaccinati. Questo lo trovo un po' curioso, che diciamo in 2 anni nel corso dei quali abbiamo rinunciato a tante o comunque abbiamo visto compresse tante nostre libertà fondamentali, no? Che la Costituzione ci attribuisce, insomma questa questione della privacy forse non era delle più importanti. In concreto, vede, in classe succederà che il dirigente scolastico non saprà e non potrà sapere quali docenti di quella classe sono vaccinati, quali no, e quali studenti saranno vaccinati e quali no. Allora, questo perché è discutibile? Perché se io ho una classe o una scuola in cui ho un altissimo numero di vaccinati, so che avrò una copertura alta, dove invece per un qualche motivo ci sono classi dove il numero di vaccinati complessivamente tra docenti e studenti è più basso, magari le misure di prevenzione devono essere osservate in modo ancora più pedissequo. E qui viene un po' alla mia domanda seguente, che è un po' legata alla quarantena. Ad oggi rimane la misura che noi conosciamo, no? Di fronte alla rilevazione di una positività in classe. Mi corregga se sbaglio, le nuove linee guida in qualche modo ricalcano l'anno che abbiamo appena concluso e quindi l'intera classe va in quarantena per 14 giorni, è corretto?
Allora, diciamo questo, queste linee guida sono in capo ovviamente alla Regione, quindi al Dipartimento di Prevenzione della Regione, alla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, che le ha sempre, per esempio nel corso dello scorso anno, sono state aggiornate anzi dell'anno che sta per finire, 4 volte, compreso l'ultimo aggiornamento per il piano estate. Quindi in realtà è un documento molto flessibile che tiene conto del contesto. Quindi in realtà dovremo, diciamo così, adeguare le linee guida che lei ha citato a quello che sarà il contesto che avremo in termini proprio di tasso di vaccinazione di studenti e di personale. Banalmente è chiaro che sapere chi è vaccinato e chi no potrebbe incidere diversamente sull'obbligo di quarantena, quindi questo aspetto della privacy che, come vede, va a incidere anche su questa tematica qui. Anche perché l'obiettivo, no, quello condiviso, è evitare il più possibile di andare in DAD, no? Quindi se l'obiettivo è la didattica in presenza, anche queste misure qui potrebbero assolutamente diventare importanti. Un'ultima battuta legata al trasporto: è stato un po' l'anello debole della catena lo scorso anno, quello del trasporto scolastico, vari tavoli a cui anche lei ha partecipato, dei vari enti, per cercare di gestire il flusso dei ragazzi che arrivano a scuola con l'autobus. Lei parlava di capienza dell'80%, ritiene che appunto si tornerà su questa linea, che sarà il caso di intervenire in maniera differente forse? Allora, guardi, i tavoli prefettizi si stanno proprio riunendo, già scorsa settimana e anche questa, e quello che possiamo rilevare è che presso le aziende dei trasporti, diciamo, se la capienza rimane all'80%, cioè il riempimento massimo dei mezzi rimane all'80%, con i potenziamenti già previsti, quindi con l'aumento delle corse del parco mezzi già previsto lo scorso anno, ci stiamo dentro bene, cioè il piano può funzionare tranquillamente. Sarebbe più problematico se ovviamente ci trovassimo altri numeri, cioè 50% riempimento e 100% studenti in presenza, ma questo ovviamente è uno scenario che diciamo richiederebbe, penso, altre, cioè evocherebbe altri livelli di contagio, insomma. Per quanto riguarda gli screening e i tracciamenti che di fatto la Regione ha promesso, diciamo, campione all'interno delle scuole, come siete organizzati? Guardi, ha funzionato molto bene il progetto, quello delle scuole sentinella, quindi una serie di scuole superiori, e poi il progetto un pochino più piccolino che ha riguardato le classi terminali della scuola media. Quindi credo che sempre con la Regione ragioneremo eventualmente se ci sarà la possibilità di incrementare, di estendere soprattutto il progetto, diciamo, quello scuole sentinella, che permette, come dire, di un monitoraggio un pochino, una sorveglianza più stringente sulle scuole superiori. Quindi ha funzionato, dottoressa, lei lo promuove, insomma, questo progetto? Sì. Lo promuovo, però non ci nascondiamo che è molto impegnativo per le ASL, perché richiede appunto una presenza settimanale, tamponi a tappeto di tutto il personale e di tutti gli studenti con cadenza settimanale a rotazione, quindi insomma è impegnativo, per cui bisogna capire se in concreto diciamo, è sostenibile su numeri più ampi, però sarebbe per noi l'ideale. Qual è la roadmap adesso? Quali sono un po' le prossime scadenze, gli appuntamenti che avete come uffici scolastici regionali con il governo? Allora la formalizzazione di questo piano scuola, che appunto, come diceva lei, la prossima settimana viene formalmente presentato alle regioni. Noi per la verità con la regione ci stiamo anche già muovendo per fare una ricognizione con gli enti locali di eventuali criticità sulle aule, perché appunto permanendo la regola del distanziamento potremmo avere soprattutto qualche classe di scuola superiore con problemi di spazio.
Quindi io entro il 4 di agosto, quindi in realtà mercoledì, avrò l'esito di un monitoraggio che ho promosso presso le scuole e che condivideremo con UPI, ANCI e con gli enti locali, proprio per intervenire su quelle situazioni e garantire a tutti la didattica in presenza. E questo è l'obiettivo, davvero ci auguriamo, dottoressa, che questo avvenga, che sia un anno insomma, in cui si è riusciti anche ad imparare dagli errori passati e già insomma ci sta parlando di assunzioni, ci sta parlando di pianificazione e di interazione continua anche appunto in regione con gli enti locali, per cui ci auguriamo che sia un anno scolastico in qualche modo diverso, che la percentuale di insegnanti e studenti vaccinati sia il più alta possibile, ma già insomma ci sta dicendo che il Veneto sta facendo la parte da leone rispetto alle altre regioni, giusto? Sì, assolutamente. Assieme al Lazio e a qualche altra regione siamo tra quelle che hanno senz'altro il più alto tasso di vaccinati. Va bene, questo ci fa ben sperare. Dottoressa, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Abbiamo fatto un po' un quadro ipotizzando quale scuola ci troveremo davanti a settembre. Ovviamente ci risentiremo prima del 13, se sarà disponibile noi siamo qua. Grazie a voi. Grazie a lei, arrivederci. Carmela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, che gentilmente ci ha raccontato un po' il livello di interazione con il governo e con gli enti locali per capire e pianificare la scuola, l'anno scolastico 2020 e 2022. C'è già collegato Fabio Bui, presidente della provincia di Padova. Buongiorno Presidente, grazie per essere... Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Io ci tenevo ad averla qui con noi perché lei ha fatto un'affermazione molto forte, no? In un momento di così tentennamento da parte del governo, lei ha detto se non dovessimo avere indicazioni chiare e precise io chiederò il Green Pass nelle nostre scuole. Come presidente di provincia, è una provocazione o in concreto che cosa può fare una provincia? No, la provincia in questo momento si deve adeguare a ciò che arriva dal governo, alle indicazioni nazionali. Il problema è che non arrivano ancora. Poco fa la dottoressa Palumbo diceva stiamo valutando se c'è qualche aula che ha ancora bisogno. Benissimo, lo stiamo valutando tutti, ancora dall'anno scorso abbiamo adottato ogni provvedimento come amministrazioni locali, ma guardate che fra un mese, poco più di un mese, noi dobbiamo essere pronti e le indicazioni non ci possono arrivare fra una settimana, fra 10 giorni, andare ancora in discussione. Abbiamo bisogno di essere operativi. Il giorno che 13 i ragazzi devono entrare a scuola. Io dico devono entrare a scuola anche col Green Pass, perché oggi è l'unica certezza che abbiamo, l'unico antidoto che abbiamo, uso il termine antidoto, per tenerli dentro in scuola per tutto l'anno, per avere delle scuole sicure. Cioè il Green Pass e la responsabilità. Questi sono i due fattori che dobbiamo oggi metterci in testa, anche nel Veneto, laddove abbiamo un indice di vaccinazione alto assieme a poche altre regioni. Io non posso imporre il Green Pass se non c'è un provvedimento nazionale, ma io sono per il Green Pass ovunque. Sopra i 12 anni ci dicono che è necessario la vaccinazione per tenere lontano questa maledetta epidemia. Allora facciamolo, andiamo tutti compatti. Se io le faccio un esempio, se io devo guidare un'auto, affinché non crei danni a me, ma soprattutto alla gente che è in giro per strada, devo avere la patente. Devo avere il requisito della patente. È mai possibile che per salvaguardare la pubblica salute non debba avere un requisito fondamentale, che è quello del Green Pass? Quindi il governo italiano troppo debole, no, da questo punto di vista. Presidente, le chiedo davvero di attenderci 2 minuti, devo andare in pubblicità ma sono subito da lei. A tra poco. Ben ritrovati, buon lunedì, edizione straordinaria di Antena 3. Siamo collegati con Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, che si è detto
convinto dell'utilizzo del Green Pass, tra l'altro Presidente non solo a scuola ma in tutti gli ambiti. Lei è un sostenitore convinto? In tutti gli ambiti, anche senza distinzione di presenza di pubblico. Oggi sulle manifestazioni fieristiche e le sagre paesane si dice sotto i 200, le 200 persone non occorre. Io dico occorre laddove c'è vita sociale, dove ci sono più persone. Il Green Pass deve essere un obbligo, o meglio deve essere un requisito per fare vita sociale. Io sono un profondo sostenitore di questo. Secondo lei, Presidente, chi ha rifiutato in qualche modo il Green Pass? Abbiamo visto che ci sono stati anche dei leghisti che hanno partecipato a manifestazioni no Green Pass. L'ha fatto convintamente o per paura di perdere consenso? Guardi, io ho detto che se ho un fastidio in questi periodi non è per le manifestazioni della gente comune. Ho il fastidio perché le forze politiche, anche in presenza di un obiettivo che è la sanità pubblica, si dividono per prendere qualche voto in più. Per il consenso ci si è divisi anche sulla sanità pubblica. Allora ieri in Parlamento ci si alza tutti in piedi per festeggiare giustamente le medaglie d'oro dell'Italia e non ci si alza in piedi tutti assieme per difendere la sanità pubblica. I distinguo per prendere il consenso, proprio non li accetto, non li comprendo da forze politiche responsabili quali quelle che dobbiamo avere oggi in Parlamento. Oggi l'obiettivo comune, e c'è un obiettivo comune, che è la sanità pubblica, è riaprire le nostre scuole, non richiudere le nostre attività commerciali e produttive, sconfiggere questa maledetta epidemia. Allora c'è un obiettivo e c'è uno strumento che è quello oggi che ci viene indicato nel Green Pass. È un requisito che dobbiamo avere. Il governo non è debole, il governo oggi deve imporre questa scelta perché altrimenti non andiamo più fuori. Due sono le condizioni: Green Pass e responsabilità. Guardate, se non esercitiamo sempre la responsabilità, ovvio che dobbiamo almeno avere l'obbligo di avere il Green Pass. Presidente, grazie. Diamo il collegamento a Marghera, cerchiamo di capire insomma anche che cosa ci racconterà oggi il Presidente Zaia. Grazie per essere stato con noi, Presidente, arrivederci. Nazionali, per capire anche se noi siamo in linea con quello che è accaduto e accade in giro per il mondo oppure no. Passerei subito al bollettino, con gli orari ci siamo, giusto? No, perfetto. Allora, tamponi molecolari sono 6 milioni e 20.000, abbiamo superato i 6 milioni. E tamponi rapidi sono 5 milioni e 772.000. Quindi un totale sono 11 milioni 792.000. I positivi nelle ultime 24 ore, stiamo parlando di un fine settimana o meglio ancora della domenica, sono 460. 460 positivi con 10.947 tamponi, un'incidenza del 4,20, ovviamente non valutatela come dato indicativo perché è un dato della domenica. Numero dei positivi totali dal 21 febbraio 2020 437.526. I positivi di oggi, ovviamente sono sempre in incremento, sono 12.660. Sono esattamente, se vi interessa il dato, 305 in più rispetto a ieri, perché ovviamente alcuni si sono negativizzati. Quindi 305 non contagiati in più, ma persone positive in più in isolamento. Ricoverati totali 164, vedete il dato continua a confermarsi, un dato non che in incremento importante, esponenziale come purtroppo abbiamo visto in altri momenti della storia del Covid in Veneto, in Italia e nel mondo, ma un dato fra l'altro anche di invariato, 164.
I 164 pazienti sono così distribuiti: 145 in area non critica, -1, addirittura continuiamo a avere dati di deospedalizzazione, e 19 in area non critica, in area critica in terapia intensiva +1. Quindi probabilmente questo +1, -1 non è una deospedalizzazione, ma un passaggio dall'area non critica alla terapia intensiva. La terapia intensiva non Covid cuba oggi 353 posti occupati, che sono tanti, credetemi che sono tanti, che è un indicatore anche importante per noi da un punto di vista proprio gestionale e manageriale, perché sta a significare che nonostante il periodo, che è un periodo diciamo estivo, gli ospedali stanno lavorando e stanno recuperando probabilmente anche tanti interventi chirurgici che prevedevano la terapia intensiva, quindi c'è. Se ci pensate, 3,53 più 19 fa 372 posti occupati. Totale dei morti, adesso brutto farò vedere sto -3, ma è un -3 perché si sono accorti che sono stati caricati 3 purtroppo defunti, persone decedute, scusatemi, che non erano Covid, è stato proprio un errore materiale, quindi per correttezza vi abbiamo segnato questo -3. Dimessi 22.487, che sono esattamente le persone. Io so che voi siete espertissimi ormai di sto ragionamento, ma ci vedo dalle dichiarazioni in giro che c'è ancora qualcuno forse che non l'ha ben assimilato. Questi 22.487 hanno dovuto necessariamente curarsi in un ospedale, e uno dice ma le cure domiciliari, questi sono tutti positivi, cioè non è che tutti i positivi sono venuti in ospedale. Qui c'è un blocco di almeno 200.000 persone tra i positivi sintomatici che si sono curati a casa con il medico di base, con le USCA, con il fai da te, con i consigli dell'amico o in altre maniere, ma si sono curati a casa. Quindi il dato vero è questo: 437 i nostri cittadini che per noi sono stati rilevati positivi a un tampone, a un test, e 22.000 sono quelli che necessariamente hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Allora, rispetto all'ondata, 2 o 3 considerazioni prima di passare la parola al dottor Mongillo, anzi prima a voi per le domande. Come vedete, questa fase si conferma, perlomeno in questo momento, ancora una fase poco aggressiva da un punto di vista ospedaliero. Per noi questo è un dato importante, cioè vuol dire che l'effetto dei vaccini lo si evidenzia fino in fondo, tanto è vero che stiamo preparando, o meglio aggiustando un modello previsionale, perché il modello previsionale che ci è stato dato a livello nazionale insomma non spara bei numeri, nel senso che anche rispetto a quelli che abbiamo avuto non li ha proprio centrati per nulla, perché c'è l'effetto dei vaccini, perché c'è l'effetto di una nuova ondata che ha una caterva di asintomatici che è abbastanza atipico, no? Se voi pensate, parliamo di positivi, ma poi di fatto che hanno anche minimamente un sintomo sono pochi rispetto al totale di positivi. Quindi vi dico che penso già in settimana potremo darvi anche delle proiezioni con un modello perfezionato che abbiamo fatto in casa con tutti i nostri ingegneri, insomma fatto in casa, brutto dire così, abbiamo fatto con i nostri professionisti, ecco, quindi fatto in casa da dei professionisti che si occupano di progetti, modelli previsionali, e quindi magari in settimana ve ne parliamo. Quindi l'ondata non sta pesando da un punto di vista ospedaliero, certo è che il virus sta circolando. Avete sentito la dottoressa Ricci che vi ha detto che sostanzialmente il 98%, se non la quasi totalità dei contagiati ormai in variante Delta, e questo dà una dimensione di come sia la partita. Ecco, voglio dirvi che c'è ovviamente, ma non per inquietare nessuno, ma è giusto dirle queste robe, che c'è anche un ragionamento su una nuova variante che è la beta, sulla quale ci sono delle evidenze scientifiche, tutte poi da dimostrare, da vedere con dati anche, come si può dire, più solidi, sul fatto che sembra essere una novità sul panorama. Adesso cercheremo di capire se anche questa passerà e gestiremo anche questo passaggio. Di certo è che le vaccinazioni sono fondamentali. Le vaccinazioni sono fondamentali, lo dico alla luce anche di un altro aspetto. Noi abbiamo
evidenza di due fattori sulle vaccinazioni. Il primo, che abbiamo 200.000 posti liberi. Da qui all'8 di settembre, adesso l'ingegnere Fattori, ne abbiamo discusso stamattina in riunione, nelle prossime ore cerca di fare un punto nave rispetto ai posti liberi in agenda e quando sono liberi, ma sappiamo che ci sono oggi in Veneto, da qui all'8 di settembre, spalmati su tutte le ULSS 200.000 posti liberi, cioè ci sono 200.000 dosi che non hanno ancora un destinatario, insomma non hanno ancora un paziente, un cittadino che le ha prenotate. Dall'altro c'è un evidente calo, io immagino dettato da questa fase estiva che ormai entra nella parte calda, perché comunque siamo passati a questo fine settimana con 4.000, 3.600 prenotazioni al giorno. Considerate che prima non scendevamo mai sotto le 10.000. 10.000. Considerate che abbiamo avuto un picco i giorni del Green Pass, abbiamo fatto 21.000, 34.000, 15.000. Però i 3-4.000 prenotazioni io le voglio vedere come prenotazioni scarse, perché al giorno, perché comunque è iniziata la fase estiva, molte persone sono in vacanza, eccetera. Appello che faccio ai cittadini, è presto detto, dopo in settimana ne parleremo. Noi abbiamo 200.000 prenotazioni, vorrei ricordare che la vaccinazione resta volontaria, però è pur vero che chiunque volesse vaccinarsi, l'invito ad approfittarne adesso che ci sono i vaccini, ci sono i posti in agenda, e si può pianificare la vaccinazione senza poi ritrovarsi, perché sarà quello che accadrà, con l'arrivo dell'autunno, delle giornate meno calde, qualche piovetta, qualche brosetta, finisce che poi tutti vogliono fare il vaccino e dicono arriva l'influenza, perché poi è questo il ragionamento umano che tutti noi facciamo. Approfittatene adesso, perché vorrei ricordare a tutti che ormai è chiaro che la risposta anticorpale ha una durata almeno di 12 mesi, cioè ormai lo si vede in tutta la letteratura scientifica. Pensate che anche sulla famosa dose da dare ai guariti si dice dai 6 ai 12 mesi dopo l'infezione, giusto dottor Mongillo? Quindi si dà già per scontato che gli anticorpi del vaccino che ti fai oggi ti copre fino a giugno-luglio del prossimo anno, quindi non ha senso arrivare tutti al collo di bottiglia all'ingorgo in autunno. Questa è una preoccupazione che abbiamo. Ripeto, 200.000 posti liberi in questo momento, quindi non c'è penuria di posti in agenda. Arriveranno peraltro vaccini, sembra anche in numero maggiore verso metà agosto, adesso vedremo i numeri. Ho parlato anche stamattina con il generale Figliolo, e devo dire con il quale abbiamo un ottimo rapporto. So che lui sta lavorando e spero concluda velocemente l'accordo con le farmacie per i prezzi contingentati per i tamponi, perché poi è fondamentale anche, come si può dire, dare una mano ai cittadini. E dopo il dottor Mongillo vi parlerà di performance vaccinali, e vi dico solo un dato, che con i prenotati ad oggi e i vaccinati ad oggi, cioè coloro che sono in agenda prenotati anche per la prima dose entro l'8 di settembre e coloro comunque che hanno avuto 1 o 2 dosi, ecco, per l'8 di settembre noi avremo il 75,3% di persone che comunque hanno avuto almeno una dose, quindi che comunque noi riteniamo vaccinate o vaccinandi, cioè che hanno già fatto una scelta e hanno già intrapreso il percorso. Il nostro obiettivo è arrivare, come vi ho detto, ad ottobre, arrivare almeno all'81-82%. Siamo convinti che ci sarà poi un ritorno di fiamma, perché poi c'è l'apertura delle scuole, c'è il tema del Green Pass che peserà sempre di più. Oggi è facile, pensate solo al tema della ristorazione, no? Quanti hanno uno spazio all'aperto che ti permettono magari di utilizzare lo spazio all'aperto e non porti il problema del tampone o del Green Pass se non sei vaccinato. Ovvio che quando arriverà la brutta stagione, arriverà l'autunno, il vaccino diventerà, per le norme che ci sono oggi, fondamentale. Dopodiché ognuno fa quello che vuole nella vita, che sia chiaro, però è bene dirle queste robe. Se avete delle domande poi vi lascio al dottor Mongillo. Ti ha pregato la collega.
Io ho visto la Zambon e anche Giacomuzzo. Quasi contestuale. Comunque procediamo in ordine orario, dai, in giro. Tosato. Ma no, non puoi iniziare con Tosato, si è prenotata prima. Martina Zambon, Vanzan e Tosato. Va bene. Allora, cominciamo qui, faccio l'ordine io, Zambon, dai. Va bene, buongiorno Presidente. Buongiorno. Collegandomi a queste previsioni, le chiedo, è possibile avere un'idea di quanti della fascia 12-19 per il 15 di settembre avranno almeno una dose? Sì, ce l'abbiamo. Ecco, questo sarebbe interessante per capire le scuole con che cuore partiranno. 15-19? 12-19. 49 mi dice l'assessore, adesso lo leggo anch'io. Diciamo 1 su 2. Allora, i 12-19 sono 49%, al 3, se volete ve li dico tutti, guardate, i 12-19 49%, i 20-29 68%, i 30-39 63%, i 40-49 68%, i 50-59 77%, i 60-69 86%, i 70-79 91%, gli over 80 99%, ma lo vedete anche ormai in maniera visibile, qui guardate, che se voi vedete, questo è il bollettino dei vaccini, no, che conoscete. La curva gialla è la prima, almeno una dose, la seconda, quella verde, è le 2 dosi, ma vedete che quando le curve combaciano quella nera, che è la curva della popolazione, e vedete che ormai abbiamo un pezzo di popolazione che è quasi sovrapposta, quando vai sopra il 90% non vedi più la distinzione tra chi, cioè diciamo che l'immunità di gregge si va raggiungendo, questo è poco ma sicuro. Ecco, è sempre su questo... Sì. 8 settembre. Sì, vale come per il 73, quello che vi ho detto prima. 72 3, cos'era? 75 3, sì, scusate. Va bene. E rispetto sempre alla scuola, si comincia a capire che le regioni in cui il personale della scuola è vaccinato ai livelli nostri, per capirci, non dovrebbero incorrere nemmeno nel rischio di un obbligo vaccinale. Per quanto riguarda i ragazzi invece, c'è un obiettivo che come regione... No, sull'obbligo assolutamente no. No, non sull'obbligo, ma un incentivo per i ragazzi per arrivare a che percentuale? Siamo 1 su 2. Guardate, intanto diciamo che i ragazzi si stanno vaccinando. Andate in un centro vaccinale e vedete quanti ragazzi in età scolastica ci sono in questi giorni. Dopodiché ce ne saranno in vacanza, ce ne saranno alcuni che stanno riflettendo. Io immagino che comunque questo 49 non sia un punto di arrivo, perché da quello che si capisce comunque c'è una disponibilità alla vaccinazione. Dopodiché, sentite, se parliamo di minorenni saranno i genitori a decidere, se parliamo di maggiorenni decideranno autonomamente. Oggi non abbiamo un target. Certo che il vero target è che chi lavora a scuola deve vaccinarsi. Allora, noi abbiamo la campagna vaccinale è iniziata il 27 dicembre 2020, ve lo ricordate quel giorno, no? Il Vax Day, come l'hanno chiamato. A noi hanno dato 827 dosi quel giorno. Dopo qualche settimana ci hanno spiegato che c'erano delle categorie assolutamente che non era priorità, e una era la scuola. Adesso non è che ci possono dire che a scuola non si vaccinano tutti. Cioè, ci sono anziani che hanno atteso la vaccinazione per cedere i vaccini alle categorie essenziali, vorrei ricordarvi. Quindi io spero, sempre nell'ambito della volontarietà, che tutti facciano una riflessione per farsi la vaccinazione. Ok, cambio lievemente... Sì, e poi scusate, lo dico qui, Lazzaroni che continua a diffondere il video mio e dell'assessore quando io dico io non mi vaccino, neanche l'assessore non si vaccina, e il discorso finiva dicendo lo faremo quando tocca il nostro turno. Hanno tagliato quel pezzo e continuano a diffondere sto video. Io sono vaccinato con 2 dosi Pfizer, l'assessore è vaccinata con 2. Quando hai fatto il vaccino?
A fine giugno. Io l'ho fatto fine maggio e i primi di giugno. Poi insomma voi mi avete visto proprio quando l'ho fatto, però non si fanno ste robe, no? Cioè la tua libertà finisce dove inizia la mia. Se sei contro i vaccini io rispetto la tua idea, ma non puoi diffondere video nostri, cioè, tagliati maldestramente per far credere che noi non ci vacciniamo, dai, è scorretto. Ultima cosa, volevo chiederle degli aggiornamenti sulla banca del plasma e su questo tema. Cioè, funziona, però considerate, sì, adesso ovviamente con dimensioni e modelli che sono diversi da quelli di maggio-aprile 2020, per ovvi motivi. Il primo motivo, i vaccini; il secondo motivo, che noi abbiamo un protocollo di cura che è radicalmente cambiato, cioè non siamo fermi ai primi farmaci del febbraio 2020. Voglio ricordarvi che sono comparsi gli anticorpi monoclonali, che se ci pensate la filosofia è la stessa: introduco anticorpi del guarito oppure utilizzo l'anticorpo monoclonale. Fra l'altro funzionano bene. Voi sapete che noi utilizziamo, fatto 100 gli anticorpi monoclonali italiani utilizzati, metà vengono utilizzati dal Veneto, perché siamo un centro di riferimento con la professoressa Tacconelli e vengono somministrati nelle prime fasi della malattia, ma primissime fasi della malattia, in tutti i nostri centri, insomma, praticamente. Quindi si va da Treviso, Vicenza, Venezia, Padova, o Verona ovviamente, dove c'è la professoressa Tacconelli. E si usa anche il plasma, ma ne stiamo raccogliendo ancora o è una cosa che... No, la banca del plasma esiste, c'è la dottoressa De Silvestro, è lei che segue questo. Poi no, sinceramente, se volete dati vi dico che evoluzione hanno avuto le somministrazioni. Immagino che siano calate perché poi il mondo è cambiato sul fronte del Covid. Va bene, grazie. Sì, non vorrei, perdonami Alda, non vorrei che qualcuno avesse anche da ridire sul fatto che aveva annunciato la banca del plasma. Sì, avevo annunciato che ho scoperto la ruota, l'ho fatta di pietra, adesso sono quelle della Pirelli, quella di gomma, e dopo le auto voleranno. C'è un'evoluzione su tutte le robe. Vi ricordo che il primo test del Covid fu il pungidito con la goccia di sangue. Se adesso ve lo porto qui vi mettete a ridere. Allora, assumendomi una responsabilità personale, ho deciso Vanzan, Giacomuzzo, Tosato e Di Gennaro. Va bene? Così siamo a posto. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ieri comunque abbiamo fatto un confronto tra i vaccinati entrambe le dose o dose unica per Johnson & Johnson, e il Veneto è leggermente sotto soglia nazionale, di poco. Ieri Figliuolo diceva 6 italiani su 10, quindi 60%, il Veneto era 59,5 stando ai dati di ieri pomeriggio. Lei come spiega questo scarto? Seppur minimo, però c'è. Ma no, guarda, è giustificabile, anche perché è come se noi dicessimo qual è il consumo medio di un'auto, e uno dice vabbè, fa 10 con un litro, dopodiché a parità di test drive, di prova, uno dice ma quante persone avevi in auto? Ma noi eravamo in 4, eravamo con tutti gli amici, io guidavo da solo, quindi la macchina pesava di meno. Ma che strada hai fatto? Io ho fatto tutta l'autostrada a 90 all'ora. Invece l'altro dice sì, oltre ad avere 4 passeggeri mi sono fatto anche tutto lo sterrato sul Piave. Per dire cosa? Per dire un primo elemento. Questo dato va raffrontato non solo valutando la popolazione 12 over 80, ma va valutato anche perché le fasce d'età pesavano sulla performance, no? Nel senso che tu hai comunque uno sforzo vaccinale, ad esempio noi siamo quelli che hanno avuto uno sforzo vaccinale più importante all'inizio perché avevano più persone su di età. Dopo c'è un altro dato importante secondo me, che è rappresentato dal fatto che noi non abbiamo fatto gli open day. Cioè noi abbiamo rinunciato a uno sforzo vaccinale che era possibile fare. Vi ricordate i famosi Astra Day? Noi abbiamo fatto una scelta da subito dicendo noi sotto i 60 anni i vettori virali, cioè i vaccini Astra e Johnson & Johnson non li somministriamo. Se voi andate a vedere la classifica delle regioni, ma come dici bene te, lo scarto è che stiamo parlando di uno che è di centesimi di secondo su sti numeri. Vedete che le regioni che hanno performato meglio sono quelle magari che hanno fatto gli open day in maniera importante, tutto qua insomma, però noi insomma ci siamo.
mentre il 6 agosto, venerdì, entrerà in vigore il Green Pass per alcune attività, ristoranti al chiuso, fiere, manifestazioni, insomma quando ci saranno concentrazioni di gente molto alta. E per avere il Green Pass è sufficiente avere anche il tampone. La domanda che le faccio è: saranno incrementati i tamponi? Ne abbiamo a sufficienza? Saranno ancora gratis come lei aveva annunciato per quest'estate? È presto detto, guardate, noi abbiamo parlato anche stamattina a riunione. Intanto c'è una novità importante, che il generale Figliuolo sta cercando di chiudere un accordo, immagino l'abbia anche già chiuso quasi, però sarà lui a annunciarlo, nel senso l'ho sentito fiducioso in questi giorni, rispetto alle farmacie. Trovo corretto che ci sia un prezzo calmierato, quindi ben venga questa operazione che vogliono fare a livello nazionale. Noi siamo l'unica regione in Italia che eroga di fatto, coram populi, il tampone gratuitamente. Ovvio che non possiamo andare avanti all'infinito, perché c'è un tema di limite logistico e anche economico, cioè, non è che il costo per noi è zero e poi tu vai in farmacia e lo paghi 20 euro, ha comunque un costo, l'hardware, il tampone, l'operatore e tutto. Quindi noi stiamo attendendo intanto l'accordo nazionale per rispondere, però la premessa era doverosa. Fatto l'accordo nazionale definiremo le categorie che potranno accedere ancora gratuitamente e liberamente al punto tamponi. E ce ne sono a sufficienza? Tamponi? Allora, ti rispondo, immagino proprio di sì, perché nessuno mai in riunione ha posto la questione dell'hardware, del tampone. Piuttosto pongono la questione del fatto della pressione, perché noi abbiamo centri vaccinali, stiamo facendo tamponi come non ci fossero domani, perché facciamo anche 40.000 tamponi al giorno, che sono roba da guerra brutta, per cui dobbiamo un po' ritarare, questo sì. Ultima domanda. Quindi quando lei dice attendiamo l'accordo nazionale, sì, e poi definiremo a chi sì può continuare, lo farete in settimana? Sì. Okay. Sì, Figliolo immagino esca con qualche novità prima del 6, immagino, ma non lo so, e noi di conseguenza poi ritareremo il nostro piano di sanità pubblica. Giacomuzzo. Buongiorno. Presidente, in vista di questi cambiamenti che introdurrà il Green Pass a partire dal 6, sì, lei ha qualche idea di un'ordinanza o qualcosa che è calcata sul territorio? Non c'è nessuna necessità di ordinanze restrittive. L'unica preghiera ai cittadini è che stiano attenti, cioè a noi inquieta moltissimo il tema della sono all'aria aperta, non mi serve la mascherina. Sono all'aria aperta, non c'è assembramento, non mi serve la mascherina. Quindi di usare un po' il buon senso. Dopodiché guardate, siccome lo voglio dire, ma non perché io abbia un'affezione col settore dell'intrattenimento e delle discoteche, sto fine settimana c'era un bombardato di immagini di feste fatte, sostenute dai comuni e altro. Ma è possibile che teniamo le aziende chiuse, e sto parlando delle discoteche, e si fanno gli spettacoli danzanti nelle piazze con tanto di disgiochi e altro in giro per questo paese? Cioè, io penso che non sia corretto. Cioè, stanno saltando per aria letteralmente aziende, lavoratori che non hanno più il posto di lavoro, e quello che vieti di fare a loro glielo fai fare girandoti dall'altra parte, perché poi questa è la verità, a tutti gli altri in maniera sporadica. Guardate, noi siamo stati tempestati da video, di immagini che arrivano da tutta Italia, cioè ma se fate anche voi una ricerca su Instagram da qualche parte, cioè, lo dico perché non è corretto nei confronti di questi operatori. Pagano le tasse, hanno rispettato le linee guida, hanno fatto sacrifici e sono veramente messi alla gogna. Io spero che a livello nazionale il governo decida assolutamente qualcosa, perché la legge deve essere uguale per tutti. Peraltro lei questo tema l'aveva posto più volte, sì, al tavolo nazionale. Ma lo pongo da un punto di vista non solo economico, anche sanitario. Queste aggregazioni, diciamo, più o meno organizzate spontaneamente o giù di lì, fatte con poco professionalmente, che controlli hanno? Nessuno. Se vedete le immagini capite perché partono i cluster.
Presidente, ma c'è occasione di qualche tavolo, di qualche riunione per ma noi l'abbiamo segnalato dappertutto sta roba nazionale, per riproporre il tema a livello nazionale, Sentite, conferenza Stato-Regione? Se avete sentito anche, lo avete voi spesso riportato da cronaca, no? Il problema dei gruppi nelle spiagge, le feste, tutte queste robe. Più denuncia di così, ci sono sindaci che si sono visti costretti a fare delle ordinanze per sfolla gente. Però non ci sentono da sta roba. Io avrei approfittato ad esempio dei locali pubblici, ma ve lo dico, per fare una campagna di screening importante, magari anche di promozione delle vaccinazioni. Avremmo potuto tamponare tutti quelli all'ingresso, visto che non facciamo i tamponi gratis. Avremmo potuto monitorare l'andamento dei tamponati nei successivi 10 giorni. Quindi avremmo avuto uno studio di sanità pubblica unico. Avremmo potuto proporre anche il vaccino con dei centri vaccinali fuori dai locali. Questo era un esperimento di natura sanitaria e sociale unico nel suo genere. Come abbiamo fatto all'inizio, secondo me questa era un'altra bella idea. Fra l'altro i gestori non erano avulsi e contrari ad affrontare un tema come questo, però vedo che a nessuno gliene frega niente. Cambio argomento, torno sul tema scuola. Lei diceva è importante che chi lavora nella scuola, quindi gli insegnanti, debbano vaccinarsi, sempre nell'ambito della volontarietà, sottolineato 3 volte. A livello nazionale si è fatta una sorta di classifica delle regioni più virtuose, dove ci sono gli insegnanti che ci sono più... Da noi? Ecco, come siamo in Veneto? 82% di vaccinati. Di scuola? Insegnanti e operatori, 81/82, che dopo qualcuno mi dica che ho arrotondato per eccesso. Ecco, e quindi allora se l'ipotesi... Se dite il dato esatto mi fate un favore così. Sì, a livello nazionale si sta ipotizzando di rendere obbligatorio, no, comunque di spingere nelle regioni, qui tutto sommato dice non ce ne sarà bisogno. No, io non ne sappiamo nulla di cosa vogliono fare, se vogliono rendere obbligatorietà. È ovvio, non so come verrà strutturata. Certo è che l'appello che faccio io a chi opera nelle scuole, sto parlando di insegnanti e lavoratori, gli amministrativi, insomma tutti coloro che vi operano, di valutare seriamente di fare la vaccinazione, perché noi dobbiamo fermare la circolazione del virus, sempre con l'ottica della pallina del flipper, di rimbalzarlo sempre. E poi l'ultima cosa, e poi mi taccio, liste di attesa per quanto riguarda gli ospedali, il piano di rientro, chiamiamolo così, dopo lo stop dovuto al Covid, come sta andando? Dopo vi dà un aggiornamento l'assessore. Considerate che noi questa tragedia, questo incubo per noi ha cubato circa 500.000 prestazioni da recuperare. I nostri stanno facendo un lavoro ciclopico nel recupero. Ci sono ancora tanti disagi, ma voglio ricordarvi che quando tu hai migliaia di persone ricoverate, noi di fatto, se ci pensate, da febbraio 2020 a marzo 2021, tranne una piccola pausa estiva dove non è che puoi chiedere tutte queste prestazioni, ci siamo fatti 14-15 mesi sempre sotto. Quindi abbiamo in arretrato operazioni cataratte, abbiamo in arretrato sull'oncologico no, nel senso che l'oncologico abbiamo sempre dato la priorità, però ci sono tante patologie da fare in eccellenza, in elezione scusatemi, che non sono rimaste poco seguite, quindi liste d'attesa importanti. L'oculistica è una di quelle, insomma, oltre a cardiologia o altre robe, insomma. E finalmente Tosato. Sembra quasi un titolo. No, un attimo. No, perdonatemi, ma è che mi sono dimenticato più che altro, però mi ero preso un appunto. Ecco qua. Allora, la Regione Lazio è stata sottoposta a un attacco informatico che si legge ha bloccato il sistema di prenotazione delle vaccinazioni, il sistema di rilascio dei Green Pass, tutti i sistemi del mondo addirittura avrebbero chiesto un riscatto. Riscatto? Questo dicono, un riscatto in Bitcoin. E
E il Veneto ha dei sistemi di protezione o ci affidiamo alla buona sorte? Noi ce li abbiamo i sistemi di protezione, figuriamoci se non ce li abbiamo. Voglio ricordarvi che l'informatica entra fino al bisturi del chirurgo in sala operatoria, lo dico a quelli che fanno gli hacker. Attenzione, che sarà magari divertente dire che ho bloccato il computer dell'ospedale, ma attenzione che non si sa mai dove arriva il segnale che tu blocchi, perché noi ormai siamo cablati, digitalizzati, quindi quando parte sto domino potresti avere sulla coscienza anche qualche vita che se ne va perché tu hai fatto qualche cazzata perché volevi divertirti. Allora noi i sistemi di protezione, per questo sto dicendo, ce li abbiamo, dopodiché alcuni di questi signori sono veramente bravi, andrebbero assunti, perché sono veramente bravi. Come si può dire? Andrebbero assunti nel senso, fra virgolette, che sono da riconvertire nella parte buona della società, no? E io spero sempre che non accada mai. Ovvio che di tutele, di sbarramenti ne abbiamo a non finire, non è un colaboro della nostra rete, però capite che è un mondo che nessuno conosce fino in fondo, no? Però ricordo che hackerare la sanità non sai mai dove va a finire l'azione di hackeraggio. È un reato comunque non solo per la sanità, per tutto quello che si fa. Quindi cerchiamo di evitare queste robe, che sarebbe meglio. Noi comunque riscatti non ne paghiamo, diciamolo subito. Neanche modesti, neanche no. Un salame al massimo. Ma glielo diamo prima che facciano l'hackeraggio, così evitiamo anche. No, nel senso non esiste. Tempo perso. Paghiamo. Noi abbiamo avuto un hackeraggio, se non ricordo male, dalla Turchia. Quando è successo? Un po' di mesi fa. Siamo era successo quando? Perché con il Covid abbiamo perso la tramontana, fra l'altro, però insomma so che c'era accaduto e poi alla fine ci dissero che erano entrati dalla Turchia. Ma avevate scritto anche voi, adesso non mi ricordo, forse sulle agende erano entrati. Vabbè, comunque anche quello poi l'abbiamo risolto brillantemente con i nostri informatici. Volevo farle una seconda e ultima domanda, che è una domanda extra Covid. Se non vado errato, stasera lei sarà alla festa della Lega a Milano Marittima, interverrà dopo Giorgetti. Mi chiedo se nel suo intervento toccherà la questione vaccini, la questione Green Pass, che qualche divergenza d'opinione nella Lega la sta, mi pare, tuttora creando, oppure se si limiterà a una benedizione generica alla platea. Benedizioni le fanno altre categorie professionali. Allora, io direi questo: intanto voglio ricordare che Milano Marittima, ma lo dico e ne approfitto della tua domanda, è organizzata in maniera molto semplice. C'è un palco e c'è un'intervista, e per 3 o 4 giorni ci sono degli ospiti che vengono intervistati uno ad uno. A me hanno chiesto la data, come tutti gli anni gli ho dato il lunedì, quindi ho visto che qualcuno fa accostamenti maliziosi, poi che ci siamo in 2 o 3 stasera, la sera prima c'erano altri, cioè io non ne so nulla di questa roba perché mi hanno dato una data e via. Quindi, dopodiché non so di cosa parlerò perché verrò intervistato, se non ricordo male, da Gennaro San Giuliano. Ve l'ho visto perché ci sono molti intervistatori, c'era Vespa, Annalisa Chirico, Bianca Berlinguer, insomma ci sono un po' tutti, e ho visto che io Gennaro San Giuliano, dipende da lui, se mi chiederà dei vaccini parlerò dei vaccini, se no no. Ma non sia così modesto, lei è una vecchia volpe, al di là delle domande dà le risposte che vuole, però insomma dove andrà a parare? Guarda che le vecchie volpi non vanno più a caccia. Va bene. Prego. E di Gennaro altri che hanno domande? Posto. Vanzan e Zambon, nuovo giro. Radio Wellness. Chi? No, cosa? Venezia Today. Ah, scusa, Venezia Today. Eccomi.
Avevo confuso col tuo collega. Scusami. Ci assomigliamo? Sì, con la mascherina sì. Con la mascherina ci assomigliamo tutti. Una domanda sulla questione del personale sanitario non vaccinato. Nel senso, sappiamo che stiamo andando avanti con la procedura, con l'iter per la sospensione, per il demansionamento, eccetera. E volevo capire se se questa cosa può creare preoccupazione in vista di un problema di carenza di organico nelle prossime settimane, nei prossimi tempi, e in tal caso se c'è un piano. Sapete, quando parliamo di medici o di operatori stiamo parlando sempre di categorie che non è che sono iperrappresentate nel mercato del lavoro, cioè non è che tu li trovi a scocchiare delle dita. Però la legge è chiara e non dà mandato al Presidente della Regione di decidere, ma lo dà al datore di lavoro. I datori di lavoro sono i direttori generali delle singole ULSS che devono applicare la legge pena il fatto che sono fuori legge, punto. Quindi noi abbiamo chiesto una sospensione per qualche giorno, come sapete, perché sembrava che ci fosse una sentenza di un TAR che desse ragione ai ricorrenti e coloro che sono stati sospesi in Emilia Romagna. Poi è stato chiarito nel giro di 48 ore con un comunicato che non era proprio così, e quindi i nostri direttori hanno inteso di andare avanti. Considerate che la procedura è molto articolata, no? Perché sono i richiami, c'è l'offerta della data per vaccinarsi 1, 2, 3 volte, insomma non è una roba che ti dice uno: guarda, senti, non sei vaccinato, ti licenzia, non funziona così. Dopodiché c'è l'istituto del ricorso, immagino che poi chi si sentirà parte lesa ricorrerà. Ma noi non abbiamo altro da aggiungere su questo. Voglio dire, non c'è questa preoccupazione per un voto, per una ulteriore... Ma c'è sempre, perché molti sono validissimi professionisti che hanno deciso di non vaccinarsi, e capite che in ambiente ospedaliero, con una legge che dice che è obbligatoria la vaccinazione, cosa ci possiamo fare? Io spero che alla fine, vedo che tanti comunque poi magari alcuni decidono di vaccinarsi poi, no? Anche qui è uno spaccato sociale che mai avremmo pensato di vedere, di affrontare, nel rispetto delle idee di tutti, però è così. Allora, un altro giro Vanzan e un altro giro Zambon. No, velocissimamente extra Covid, se aveva avuto notizie in giornata sull'imprenditore veneziano Zennaro che è stato trasferito nell'ambasciata italiana. Se ha novità. Io posso solo dire che sono in contatto con il ministro Di Maio, ci siamo sentiti anche ieri, stiamo seguendo la situazione, nel senso che l'evoluzione mi sembra che tu l'abbia anticipata, è nota pubblicamente. Confermo che è in ambasciata. Sì, l'abbiamo pubblicata, è stato trasferito, l'abbiamo pubblicato io sul giornale di oggi, e nel timore di un possibile arresto in vista dell'udienza che si terrà fra una settimana è stato trasferito nella foresteria dell'ambasciata. Diciamo che c'è anche un problema tecnico, comunque è stato trasferito, si conferma, nella foresteria dell'ambasciata. Posso anche dire che mi sono messaggiato con lui. Avete scritto anche questo? Allora ve l'ha detto lui, perché io non parlo con nessuno. No, infatti noi avevamo pubblicato queste notizie, volevo sapere se da ieri ad oggi... No, guardate, scusate, io non ho letto i giornali, certo. Sono stato incasinato. Io ho l'apprensione, ovviamente non quella che ha Marco Zennaro, sua moglie e la sua famiglia, però quello che ho detto anche ieri al Ministro, che lo dobbiamo portare a casa. Si trova in una situazione che è difficile da comprendere per noi. Spero che vinca il buonsenso e la diplomazia. Devo dire che il Ministro comunque a domanda risponde, cioè mi avvisa costantemente quando ci sono dei cambiamenti come quello del trasferimento, tanto è vero che io ho chiesto a lui direttamente se era già lì, perché ho detto che magari volevo verificare che fosse avvenuto il passaggio. Si stanno risolvendo altri problemini di contorno e spero che si riesca a portare a casa, cioè la soluzione è portarlo a casa, appunto. Sta diventando un'agonia sta roba, non va bene. Anche perché di fatto lui è un prigioniero.
Cioè, è inutile che ci mettiamo, che ci inventiamo altre definizioni, cioè lui non è libero. Adesso siamo un po' più rincuorati perché è in ambasciata. Sì, ma siccome abbiamo vissuto la storia dell'ambasciata qui in Marò, cioè che andiamo avanti tanto con questa roba. Scusami, ma io non avevo letto, quindi ero reticente per quello. Zambon. Velocissima per ricollegarmi alla domanda del collega. Sui sanitari Novax e alla luce di 500.000 prestazioni... Che poi vi dà l'aggiornamento l'assessore. Chiediamo all'assessore? Sì. Va bene. Io vi lascerei voi far te direttamente o... Sì, allora lascio la parola all'assessore, dopo al dottor Mongillo. Grazie, noi ci vediamo mercoledì. Mercoledì abbiamo novità. Grazie. Allora, per quanto riguarda il recupero liste d'attesa, avevamo già fornito un po' i numeri che erano le famose 500.000 che citava il Presidente, che erano però suddivise sia tra le ambulatoriali, quelle che erano rimaste sospese, quindi quelle a 30 e a 60 giorni, tutte le attività di elezione, quindi chirurgiche, ma anche alcuni screening che non erano, non perché li avevamo sospesi, ma perché la gente non si era presentata a fare lo screening, quindi dovevamo recuperare anche tutta quell'attività con diverse possibilità da parte delle USL. Le USL dovevano presentare entro il 30 di giugno, mi pare il 30 di giugno, sì, il piano di ogni singola USL, nel senso di dirci come recuperavano le proprie prestazioni. I piani sono arrivati un po' dopo il 30 giugno, quindi ci abbiamo messo un po' di più. C'è una delibera ricognitiva che verrà portata domani in giunta con i piani di ogni singola USL, quindi come recupereranno. Ricordiamoci che ci sono le varie possibilità o anche con budget da spendere presso appunto soggetti accreditati esterni, oppure con prestazioni aggiuntive fuori orari di lavoro e pagate quindi in maniera mi sembra 80 per i medici, 50 per gli infermieri, mi sembra, insomma a memoria vado con queste due cifre. Quindi ci hanno presentato i vari piani, domani ci sarà quindi la delibera di ricognizioni e devono recuperare tutto questo entro il 31/12. Quindi, era 80 euro all'ora sì, per i medici e 50 per gli infermieri, che erano le prime tariffe ancora in fase di Covid che sono state riconfermate. E quindi domani ci sarà questa delibera ricognitiva, eventualmente poi facciamo un comunicato, oppure mercoledì, insomma dettagliato con qualche numero eccetera, qualcosa di più. Per quanto riguarda i sanitari non vaccinati, come diceva il Presidente, le USL stanno continuando con le commissioni che sono all'interno di ogni singola USL, che verifica ogni singola posizione e che quindi fa tutti i passaggi dovuti, e so che stanno partendo le varie lettere di sospensione oppure di demansionamento. Il numero che noi avevamo era quello dei 17.000 e qualcosa, mi sembra, complessivi, quindi che vuol dire ospedale, territorio, strutture extraospedaliere, farmacisti, insomma tutti, quindi anche psicologi, insomma tutti il personale sanitario. In alcuni casi abbiamo visto e sentito che dopo l'ultimo sollecito si prenotano il vaccino, questo è positivo, e quindi adesso monitoriamo la situazione, insomma, di settimana in settimana, eventualmente verso fine settimana potremmo, io credo, guardo il dottor Mongillo, fare un aggiornamento e darvi una tabellina, capire quanto si è ridotto eventualmente quel numero, insomma, che avevamo la settimana scorsa. Una cosa sola, invece per i medici di base, che sono pochissimi, però in realtà cubano, come dice il Presidente, 1500 assistiti. Pazienti, ecco, c'è già un piano per ripartirli con altri colleghi, perché era difficile trovare... Ma lì ci dovrebbero essere incarichi provvisori, penso che le USL si stiano un po' indirizzando verso questa situazione, ossia se il medico di base fino all'ultimo non si vaccina, ci scatta quanto previsto articolo 44, e quindi o ripartiranno se ci sono medici vicini, quindi un po' di assistiti, oppure ci sarà un incarico di un medico provvisorio, come succede per le zone carenti per esempio. Ok, grazie. E a questo punto, se non ci sono altre domande, diamo la parola al dottor Mongillo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Io sarò breve, mi ricollego subito all'ultima considerazione dell'assessore, poi facciamo un po' uno spaccato dell'attuale situazione epidemiologica. Sì, in settimana noi faremo un aggiornamento della popolazione degli operatori sanitari non vaccinati. L'ultimo aggiornamento. È spento il microfono forse? Sì. Chiedo scusa. Buongiorno a tutti di nuovo allora, scusate. Mi ricollego subito all'ultima considerazione dell'assessore. Noi in settimana faremo un raggiornamento della popolazione dei soggetti, degli operatori sanitari soggetti all'obbligo, un aggiornamento della situazione. L'ultima fotografia istantanea risale al 20 luglio, lo facciamo circa ogni 2 settimane perché 2 settimane sono un tempo ragionevole per far emergere differenze significative e ci aspettiamo che si riducano ulteriormente la popolazione dei non vaccinati fra tutte quelle figure che sono soggette all'obbligo. Per tornare invece all'obiettivo della giornata odierna, insomma, vi porto come al solito qualche numero e qualche considerazione per interpretare i numeri. Partiamo sempre da una situazione che noi guardiamo con molta attenzione, quindi la situazione del Regno Unito. Il Regno Unito noi lo guardiamo perché di solito anticipa di qualche settimana quello che poi succede nel resto d'Europa e anche in Italia. Ci sono segnali incoraggianti, nel senso che è molto incoraggiante il fatto che ci sia una crescita che si è invertita, ha raggiunto un picco, parlo di nuovi casi, ed è in rapida decrescita. Guardando i dati del governo inglese di questa mattina, aggiornati a questa mattina, c'è un 30% in meno dell'ultima settimana rispetto alla settimana precedente, quindi una decrescita, molto interessante. Guardiamo con molta attenzione anche le altre 2 curve, sperando che ci suggeriscano un andamento simile, quella delle ospedalizzazioni e quella dei decessi. Per venire in Italia e in Veneto in particolare, stiamo osservando, sono dati del 31 luglio, quindi sono dati consolidati. Noi analizziamo sempre non i dati delle ultime 24 o 48 ore perché possono essere suscettibili di variazioni anche o di ritardi di diagnosi, quindi siamo dati di qualche giorno fa, ma ci dicono che è rallentata la crescita, quindi la velocità con cui i numeri stavano salendo, parlo di nuovi casi, è rallentata, ed è rallentata in particolare in quella fascia di età che si era caratterizzata per un rapido aumento, quella dei 15-24 anni. Quella era la fascia di età che stava salendo molto e nell'ultima settimana analizzata, quindi quella fino al 31 luglio, ha molto rallentato la crescita in questa fascia di età. Qualche altro dato, visto che stiamo parlando di età, l'età media dei nuovi casi, sapete che si sta progressivamente abbassando, è un effetto sicuramente della campagna di vaccinazione, si è abbassata adesso si è stabilizzata sui 25-26 anni, questa è l'età media delle persone che si positivizzano, dei nuovi casi. L'età media di chi viene assistito a livello ospedaliero, anche questa è calata rispetto agli ultimi mesi, impatto anche in questo caso della vaccinazione, ci stiamo stabilizzando sui 50 anni attualmente, quindi età media per l'ingresso in ospedale. Venendo alla campagna di vaccinazione, i numeri andrei veloce perché li abbiamo bene o male toccati nei primi minuti di questa conferenza stampa. Sono numeri aggiornati a poco prima di entrare qui, quindi alle 11:30. Abbiamo quasi raggiunto i 5.550.000 vaccini somministrati, quindi un numero quasi tondo oggi. Le percentuali di copertura le abbiamo commentate prima, parliamo di popolazione over 12, hanno completato la vaccinazione prevista, adesso siamo al 59,8%. Mi ricollego a quello che diceva il Presidente, uno dei motivi in effetti di questo piccolo, prevedibile, chiamiamolo, scollamento rispetto al 60% nazionale comunicato ieri, il principale motivo è proprio il fatto che noi non abbiamo usato su larga scala i vaccini a vettore virale sotto la popolazione, sotto l'età di 60 anni. Quindi siamo sempre stati molto rigorosi su questo e non abbiamo usato delle giornate aperte con la vaccinazione, con i vaccini a vettore virale a queste fasce di popolazione. È la principale motivazione.
Qualche aspetto ancora e poi finisco sulla campagna di vaccinazione, visto che sono passati 7 mesi, quindi adesso i numeri sono importanti, si riescono a fare anche dei ragionamenti. È molto interessante guardare come a partire dalla seconda metà di luglio, e se guardate il quadro complessivo, le prime dosi, bene o male, abbiamo avuto una importante riduzione lungo il mese di luglio, prime dosi somministrate, cosa vuol dire i nuovi vaccinati. Da metà luglio in poi c'è una importante ripresa, soprattutto delle persone con età maggiore di 60 anni. Quindi abbiamo osservato a partire dal 15 luglio, tra i nuovi vaccinati, una ripresa importante di questa fascia di popolazione. È l'effetto, e non siamo ancora sotto l'effetto del Green Pass. Se ricordate, il Green Pass di fatto è stato annunciato, forse mi confondo, ma tra il 22 e il 23 luglio. E questo è l'effetto di un rinforzo, di una chiamata attiva che abbiamo avviato a fine giugno, risollecitando, riconvocando tutti i soggetti ultra sessantenni e fragili che non avevano ancora aderito alla vaccinazione. Erano 210.000 quelle persone che hanno ricevuto il sollecito, l'invito da parte delle aziende sanitarie. E abbiamo cominciato a vedere dalla seconda metà di luglio ricrescere il numero di soggetti over 60 che si prenotavano e che venivano vaccinati. Quindi sicuramente questo è un effetto importante. Immaginiamo che su questo effetto di recupero si innesterà anche l'effetto Green Pass, che ha generato intanto molte prenotazioni, mentre io sto parlando di vaccinazioni effettivamente somministrate, non solamente prenotate. Un ultimo sguardo sulle forniture, visto che queste influenzano in maniera determinante la velocità della nostra campagna di vaccinazione. Allora, sappiamo, è stato confermato, ma non abbiamo ancora numeri precisi di questo aumento delle forniture di Pfizer della seconda metà di agosto. Per il momento i numeri sono quelli attesi. Cosa vuol dire? Questa settimana abbiamo 100, poi sono numeri che possiamo dare più facilmente, comunque abbiamo 175.000 arrotondo Pfizer in arrivo, divisi tra una quota che viene anticipata oggi e la fornitura ordinaria di mercoledì, e proseguiremo su 160.000 stabili per le prossime settimane fino all'ultima di agosto. A questi si aggiungeranno quelle di cui ho parlato qualche secondo fa, questo incremento di dosi che dovrebbe ricevere l'Italia. Moderna diventa una fornitura abbastanza interessante, perché da questa settimana siamo a 87.000, scendiamo a 75 e poi torniamo a 90.000 stabilmente per tutto il mese di agosto. Un ultimo dato volevo evidenziare per sottolineare anche la velocità con cui stiamo andando. Per quanto riguarda Pfizer, stiamo dando fondo all'utilizzo della settima dose, tra virgolette, per ogni fiala. Questa è una cosa che di solito noi vediamo, emerge, perché di fatto c'è in tutti i giorni, ma emerge il mercoledì mattina, perché è l'ultimo giorno prima della fornitura nuova e noi andiamo spesso sotto zero. Mi spiego, noi conteggiamo i vaccini in base a 6 dosi per fiala. Quando ne utilizziamo 7, virtualmente consumiamo molto più di quello che abbiamo nel magazzino, quindi il nostro magazzino diventa negativo, andiamo a meno 10.000, meno 15.000. Questa è una cosa che vediamo il mercoledì, quando abbiamo proprio finito, svuotato i frigoriferi e sta arrivando il nuovo vaccino. Oggi è lunedì e abbiamo già evidenza che siamo sotto il minimo delle nostre forniture. Cosa vuol dire? Che abbiamo usato tutto quello che potevamo usare, usando molto le settime dosi. Questo è anche un senso un segno evidente, tangibile, del fatto che stiamo di fatto consumando tutto quello che arriva. Io avrei finito con un quadro, una panoramica sullo stato attuale. Naturalmente resto a disposizione per qualche aggiornamento. Moscati e null'altro. Una curiosità, mi pare che il Lazio stia sperimentando queste siringhe prive di ago, cioè siringhe capaci di siringhe prive di ago capaci di inoculare l'antivirale. Ne sapete nulla? Vi sono state proposte? No, non ci sono state proposte, né io conosco dettagli tecnici, ma
resto molto curioso, andrò a approfondire perché potrebbe essere interessante una valutazione di questi aspetti. Nel senso che la Regione Lazio ha anche fatto una dimostrazione in diretta durante un incontro con la stampa. Scusami, non ce l'ha? Ma agiscono su pressione praticamente, non sono un tecnico, ma hanno fatto vedere, agendo, è una pressione sui pori della pelle in sostanza. Che esistano dispositivi simili siamo informati, io non ero a conoscenza che fossero già in fase sperimentale o comunque in fase limitata, immagino, utilizzati per la campagna in corso. Vedo che l'assessore Lanzarin è dubbioso. Curiosa più che dubbiosa. Sono curiosa più che dubbiosa. Va bene. E Moscati? Sì, confermo che ho visto anch'io quel servizio. Se non l'avessi vista avrei pensato una fake news, ma comunque era vero. Niente, io volevo tornare sull'Open Day, quelli che noi non abbiamo fatto. A suo tempo invece il Presidente parlava tanto di vaccinazioni ai turisti, delle formule diciamo di vaccinazioni in vacanza, che erano state un po' bloccate all'epoca dal generale Figliuolo, che aveva detto ma prima vaccinatevi poi andate in vacanza. Invece ho visto che adesso in altre spiagge, oggi c'era un servizio sul Tirreno, mi pare, una spiaggia o della Versilia, adesso non mi ricordo, che venivano appunto fatte prima dell'accesso balneare, insomma, oppure durante la vacanza, insomma, ecco. Per cui da questo punto di vista no gli Open Day, ed era giusto per via di AstraZeneca, eccetera. Ma a che punto siamo invece con queste iniziative turistiche? Sì, una precisazione solo, no agli Open Day con AstraZeneca. Esatto. Io intendevo, non abbiamo mai usato Open Day per somministrare AstraZeneca fuori delle indicazioni tecniche del momento, che era quello di non somministrarlo sotto i 60 anni. Assolutamente sì, ma io quindi non era una scelta se non basata su indicazioni scientifiche, quella di no Open Day. Io ho detto non si sono fatte, e giustamente, ma però quando c'è stata l'idea che era partita proprio dal Presidente di fare invece delle vaccinazioni ai turisti, mi sembrava di ricordare che a suo tempo Figliuolo aveva detto stop, prima ci si vaccina poi si va in vacanza. Adesso è un po' superata questa cosa, perché la stanno facendo gli altri, insomma. Noi invece su questa strada... Allora cerco di rispondere io. Quando noi abbiamo parlato di vaccinazioni, il Presidente diceva vaccinazioni ai turisti, si diceva ai turisti anche stranieri o comunque non veneti che arrivavano e che potevano, e quindi poi sappiamo c'è stata una discussione, alla fine si è dato il via libera alla vaccinazione anche a questi turisti che venivano, stavano qua 2 settimane, 3 settimane, insomma, quindi facevano un soggiorno prolungato. E anche noi abbiamo dei casi, non tantissimi, però ci sono casi di turisti che arrivano e siccome rimangono qua hanno la casa eccetera, quindi facciamo la vaccinazione. Altra cosa invece sono promozioni di vaccinazioni di questo tipo, no? Allora, noi abbiamo, l'ha detto il Presidente, oggi circa 200.000 posti liberi, stiamo cercando di dire andate, quindi prenotatevi la vaccinazione, ci sono posti liberi di questo tipo, e non stiamo mettendo in campo nessuna azione diversa da questa. Adesso capiremo nelle prossime settimane, che sono le settimane anche un po' più forse diciamo così, che possono avere una flessione, perché sono le settimane di Ferragosto, quindi la gente è in vacanza e quant'altro, quindi faremo delle valutazioni, però per il momento noi insomma c'è la piattaforma, c'è la possibilità della prenotazione su piattaforma, quindi stiamo promuovendo e incentivando questo. Poi nei prossimi giorni insomma vedremo insomma anche se è necessario, si rende necessario, oppure comunque di pensare a qualche iniziativa. Per il momento insomma non abbiamo pensato a iniziative specifiche di questo tipo.
Dopo io dico una cosa, ma questo qui è un pensiero mio personale. Certo che pensare di andare a fare la giornata in spiaggia e prima fermarmi a fare il vaccino non è che proprio, anche perché insomma il sole eccetera, non è che tutti insomma tipo... Lo dicevo perché è andato proprio un servizio oggi. Però per carità insomma ognuno poi scegliere di fare no, ma è stato proprio in questi giorni, se non mi ricordo se ieri o stamattina, che dicevano siamo stati in spiaggia, adesso andiamo a farci il vaccino. Per quello ne ho parlato, perché libertà insomma ognuno. Grazie. Vanzan. Dottor Mongillo, lei il dato che ha dato mi pare molto rassicurante, cioè è rallentata la crescita, dati al 31 luglio, soprattutto tra i più giovani, ha dati un po' più dettagliati anche dopo in separata sede nel pomeriggio, se è possibile avere dei dati precisi per fasce di età, il raffronto, per capire questo decremento quanto ha influito seguendo l'esempio della non è un decremento, è una crescita più lenta, non è che sia ancora invertita la curva, però possiamo fornire dei dati con le incidenze dei nuovi casi sulle varie fasce di età interessate, in cui sarà evidente che nell'ultima settimana c'era un forte aumento della fascia, quella che dicevo prima, 15-24. Questo forte aumento e adesso aumenta, ma aumenta con meno pendenza, quindi con meno velocità. E nel pomeriggio forniremo dei dati precisando che sono relativi sia al 31 luglio, quindi dalla settimana precedente il 31, e dovremmo verificarli con quelli della settimana in corso, auspicando che si mantenga questo andamento o che ancora si incrementi il rallentamento. Noi, Presidente Zaia, prima diceva c'è la novità della variante beta, la novità diceva della variante beta. Cioè sono state fatte sequenziazioni e hanno trovato casi? Parlava in generale che a livello internazionale crescono varie segnalazioni e ci sono queste situazioni che si tengono sotto controllo e vanno viste con congruo anticipo, ma non mi risulta parlasse di situazioni locali nostre. E con questo ci vediamo domani a Palazzo Balbi ore 12 e mercoledì di nuovo qui. Programma intenso ad agosto. Eccoci, ben ritrovati. Allora, avete sentito parlare della variante beta, prima volta che la sentiamo nominare. Variante delta ormai in Veneto è predominante, siamo al 97%, l'aveva detto il Presidente Zaia ancora nella scorsa conferenza stampa. Questi sono i numeri e le percentuali anche di adesione alla campagna vaccinale, nonostante tutto sono buone, le ricordiamo perché appunto le ha detto il Presidente, nella fascia tra i 12 e i 19 anni il 49% dei giovanissimi all'8 settembre avrà ricevuto almeno una dose di vaccino, dunque un ragazzo su due, 20-29 anni, 68%, anche qui una buona percentuale di adesione alla campagna vaccinale. 30-39 si scende 63%, 40-49 anni si torna al 68%, 50-59 anni la percentuale del 77%, 60-69 siamo saliti all'86% di persone che all'8 settembre avranno almeno una dose di vaccino, dunque il calcolo viene fatto tra i vaccinati e quelli che hanno prenotato il vaccino. 70-79 anni 91%, over 80 addirittura il 99% di adesione alla campagna vaccinale. Seconda notizia, ci sono 200.000 vaccini posti disponibili, quindi nel sito per prenotarsi ci sono posti liberi, da qui il nuovo appello del Presidente Zaia ad aderire alla campagna vaccinale. Buoni numeri per quanto riguarda la vaccinazione degli insegnanti. Personale scolastico del Veneto ha aderito alla campagna vaccinale con percentuali vicine all'86%. Vi faccio vedere il sondaggio che lanciamo oggi, il cui risultato verrà mandato in onda alla fine del telegiornale di Treviso, che è dedicato proprio all'obbligo vaccinale degli insegnanti. Vaccino obbligatorio agli insegnanti, sapete come funziona, se siete d'accordo dovete comporre il numero che vedete contrassegnato con il colore verde 0422 16 26 691, se invece non siete d'accordo quello contrassegnato con il colore rosso 0422 16 26 690. Il nostro sondaggio della settimana è dedicato dunque all'obbligo
l'obbligo vaccinale per gli insegnanti. Ne abbiamo parlato in apertura di questa edizione con la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, la dottoressa Carmela Palumbo, che ha detto l'obbligatorietà dei vaccini sarebbe da imporre in quelle regioni in cui la percentuale di adesione alla campagna vaccinale è ancora troppo bassa, quindi non in Veneto, ma ci ha raccontato che ci sono regioni, soprattutto al sud, in cui l'adesione alla campagna vaccinale si attesta intorno al 40%, quindi i numeri sono sicuramente esigui. Allora, questo è un po' il riassunto del punto stampa del Presidente Zaia, poi ovviamente nei nostri notiziari questa sera riascolteremo le sue parole. Ora le previsioni del tempo, poi pubblicità, vi diamo un paio di notizie di cronaca e dopo partiamo con il nostro dibattito politico. A tra poco. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica sempre piuttosto debole sul nostro territorio, dove prevarrà il sole, ma si manterrà anche una certa variabilità in alcuni settori. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 2 agosto. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione buona ed in effetti sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche temporale sui rilievi e localmente fin verso le pianure limitrofe. Isolati acquazzoni saranno possibili anche sui settori più meridionali della nostra regione. Temperature un po' più fresche, minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario, tanto sole e solo con qualche isolato rovescio in montagna nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, sarà possibile però qualche piovasco sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime infine sui 28 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. 13:42, buongiorno, ben ritrovati, seconda parte di questa edizione straordinaria, partita parlando della scuola. Ci siamo collegati anche con Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, a favore del Green Pass, ma non solo in classe, anche in tanti altri ambiti della vita. Abbiamo parlato con Carmela Palumbo, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, poi abbiamo ascoltato il punto stampa del governatore Zaia. Vi do alcune notizie di cronaca, ma prima voglio salutare i miei nuovi ospiti. Marcello Bano, buongiorno Marcello. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei. Lega, candidato per il centrodestra alle prossime amministrative, l'abbiamo visto anche insomma dal fazzolettino che è arrivato con la mascherina con il leone di San Marco. Amministrative di Noventa Padovana, ma è anche vicepresidente della provincia, quindi insomma un politico tout court. E poi collegato abbiamo Giacomo Possamai, consigliere regionale del Partito Democratico, se non sbaglio dall'aeroporto. Si sta collegando, fatemi sapere quando ce l'abbiamo. Si è concesso una piccola vacanza, ma insomma con lui cercheremo anche di capire come sta funzionando l'utilizzo del Green Pass proprio all'interno degli aeroporti. Vi facciamo ascoltare questo servizio realizzato dalla redazione di Padova. Un gruppo di 14 scout padovani è stato salvato dal soccorso alpino, sono rimasti bloccati a causa dei temporali di ieri in Carnia. Vediamo il servizio. Salvati dal soccorso alpino di Forni di Sopra, Udine, 14 scout padovani che durante un'escursione in quota domenica pomeriggio si sono trovati nel bel mezzo di un brusco cambio delle condizioni meteo, con pioggia e vento forte e temperature bassissime. I ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 22 anni, 2 minorenni, erano partiti verso le 9 da Casera Mediana a Sauris, diretti al bivacco Francescutto a Forni di Sopra, ma hanno perso la traccia e sono finiti nel bel mezzo di un temporale a quota 2100 metri.
Alcune ragazze hanno rischiato l'ipotermia. La chiamata ai soccorsi è partita alle 13:40. Si sono attivati i tecnici del soccorso alpino di Forni di Sopra e Sauris. Alcuni hanno raggiunto la comitiva di scout a piedi, altri sono stati portati in quota dall'elicottero della Protezione Civile. Durante una pausa dal maltempo sono stati recuperati tutti e 14 i giovani e portati in salvo in elicottero a Sauris. Treviso, Guardia di Finanza, un'altra operazione, sono stati sequestrati beni per circa 280.000 euro a un nucleo familiare di imprenditori attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto di terzi. Avevano realizzato una serie di operazioni societarie con l'unico fine di evitare la riscossione di debiti tributari. Padre e figlio sono stati denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Allora, con la cronaca ci fermiamo qui. Ho collegato il nostro Guido Barbato da Padova, chiedo alla regia. Sì, Guido, buongiorno, ti vedo, eccoci. Ci sono, Anna, ciao. Allora, Guido, parliamo di Olimpiadi perché si sono allenati con le Fiamme Oro i due campioni olimpici che non sono padovani di nascita, ma insomma di adozione ormai lo sono diventati. C'è una certa euforia a Padova nel giro di pochi giorni, dall'Urbs Picta di sabato, dell'altro sabato, a questa notizia arrivata ieri. Bisogna dire che Padova vive veramente un momento di grande felicità e anche di attenzione verso questi due atleti. Tamberi magari era già conosciuto, ma Jacobs decisamente credo che alla maggior parte dei padovani di sicuro non era noto. Abbiamo incontrato stamattina il direttore tecnico delle Fiamme Oro di Padova, che l'ispettore Sergio Baldo, che ci ha descritto chi sono questi due atleti in breve. Sono, o meglio, i Jacobs lo conoscevano fin dai 18 anni come un saltatore in lungo piuttosto scordinato, l'ha detto lui, fidatevi, non l'ho detto io, molto veloce, dal carattere introverso, che poi si spostò ad allenarsi a Gorizia finché 3 anni fa la decisione di puntare tutto sulla velocità a Roma e il cambio di allenatore. Una persona descritta dal grande cuore, una persona molto sensibile, carattere particolare questo che ha in comune con Gianmarco Tamberi, perché anche lui è conosciutissimo da molto tempo, perché lo stesso direttore tecnico Baldo saltava con il papà di Gianmarco Tamberi e quindi conosce Jimbo, come viene definito, come viene chiamato, fin da quando era bambino. Una persona estroversa ma al tempo stesso rispettosa, è stata descritta, che sa farsi volere molto bene. Fino a un mese fa, magari ne avete già parlato durante la diretta, lui si allenava faceva parte del gruppo Atletica di San Vendemiano e poi è entrato nelle Fiamme Oro anche per portare avanti un progetto che la polizia, che le Fiamme Oro portano appunto nelle scuole, che si tratta di una serie di iniziative sociali proprio nelle scuole di ogni ordine e grado. Dopo questo risultato Tamberi sarà testimonial delle Fiamme Oro nelle scuole proprio per incentivare i ragazzi a fare sport, e questo mi sembra un messaggio molto bello. Però la notizia che forse vi può interessare di più è che Tamberi rientra domani sera alle 20:30 a Roma, per cui se gli amici di Treviso o di San Vendemiano, ma forse lo sanno già, vogliono andare ad accoglierlo, arriva domani sera alle 20:30 all'aeroporto di Roma. Non sarà lo stesso per Marcel. La notizia che stai Jacobs. dando, Guido, implicherà un'accoglienza di un certo livello, perché la stiamo dando in diretta, so. quindi... Questa me l'ha detto il suo allenatore, per cui poi farete i conti allora, con lo staff delle Fiamme Oro. Però insomma a qualcuno a cui fosse particolarmente affezionato, magari da quelle parti, mentre per Jacobs bisognerà aspettare oltre l'8 di agosto, perché dovrà cimentarsi ancora nella staffetta 4%. Sono già richiestissimi, avranno moltissimi impegni dall'8 agosto in poi, anche istituzionali. Ovviamente li aspetta il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Presidente del CONI e via andare. Poi pare che siano anche richiestissimi da trasmissioni televisive, quindi Anna vedi un po', perché magari Jacobs potrebbe essere una bella compagnia. Proviamo a portarli in studio, ci proviamo. Vicino alla tua sedia, a parte questa battuta. E quindi questa ve l'ho detta perché a Padova il 5 di settembre si terrà il solito meeting di atletica leggera organizzato da Assindustria Padova, con anche atleti delle Fiamme Oro. La speranza che hanno tutti gli appassionati padovani e no è quella di poter vedere in pista
Jacobs e verso l'asticella del salto in alto allo stadio Colbachini dell'Arcella, dove si svolgerà questo ormai notissimo meeting di fine estate, 5 settembre. La speranza è che ci possano essere entrambi. Non sono quelle di domenica non sono state le uniche medaglie delle Fiamme Oro di Padova. Giustamente il direttore tecnico Baldo mi ricordava quella di Livio Berruti nei 200 metri delle Olimpiadi di Roma del 1960, quella di Alessandro Andrei nell'84 a Los Angeles nel lancio del peso, se non ricordo male, e una terza medaglia di atletica con Lambruschini forse erano i 1500 o i 3000 siepi, non ricordo bene, alle Olimpiadi di Atlanta, però fu un bronzo. Quindi le emozioni al Fiamme Oro di Padova si susseguono e avremo modo di raccontarvi nel TG di stasera dalla voce del direttore tecnico Sergio Baldo questi connotati particolari di questi due grandi campioni che oggi ammiriamo tutti. Grazie Guido, grazie per esserti collegato con noi, buon lavoro. Allora questa sera in onda nel TG del Veneto 18:30 ascolteremo le interviste che tu hai raccolto. Buon lavoro Guido. Veniamo a noi, so che si è collegato Possamai, lo saluto, buongiorno Giacomo, grazie. Facciamo un po' di prove intanto. Ci senti? Mi sentite? Io vi sento bene. Sì, benissimo, sei con noi. Benissimo. Allora, sono con... attendici 2 minuti che passo subito la parola a Marcello Banno. Allora Marcello, Green Pass, questa è una settimana decisiva perché si potrebbe decidere di utilizzare il Green Pass anche in treno, quindi in autobus, quindi per spostarsi potrebbe essere necessario il Green Pass. Allora intanto qual è la sua posizione, visto che abbiamo visto in questi giorni la Lega avere delle posizioni piuttosto diverse su questo tema? Sì, la mia posizione è assolutamente di coinvolgere o di invitare le persone a fare le vaccinazioni, senza che ci sia però un obbligo, a meno che non ci siano delle strutture sensibili tipo l'RSA, piuttosto che le scuole e piuttosto i mezzi pubblici. Ecco, quindi le scuole lei sarebbe favorevole? Un obbligo per gli insegnanti? Beh, no, all'obbligo io sono sempre contrario, dopo è una scelta dell'insegnante, mettersi in aspettativa piuttosto di malattia o piuttosto di farsi il tampone tutti i giorni. Io comunque ritengo che sia assolutamente doveroso su strutture sensibili tipo gli ospedali, tipo le case di riposo, che ci sia un'attenzione, cioè che ci sia praticamente l'obbligo, perché metti a rischio delle persone, cioè, in quel caso là naturalmente uno che non si fa il vaccino mette a rischio gli anziani e quindi dal mio punto di vista non è accettabile, lo dico da amministratore, certo. Cioè io non faccio politica, faccio amministratore, quindi da questo punto di vista qua quello che mi sento di dire è invitare la gente a vaccinarsi, dopodiché capisco anche chi non vuole vaccinarsi, perché io sono contro qualsiasi tipo di obbligo, dopodiché... Perché la posizione della Lega è così frammentaria su questo argomento? Ma io ritengo che ci sia, allora la Lega è un partito diciamo federalista e quindi ci sono tante anime e ci sono tante come posso dire, tante sensibilità. Io capisco per esempio le attività economiche non ritengo assolutamente necessario e doveroso che ricada il peso del controllo del Green Pass o che devono fare loro da controllori. Quello è sbagliato, anche perché veniamo fuori da un periodo molto molto difficile. E capisco anche chi ha sensibilità diverse, perché dopo stiamo parlando comunque di rischi, perché il vaccino comunque comporta dei rischi e quindi capisco chi questi rischi non se li vuole assumere, però in quel caso là... Che un amministratore come un po' sta facendo Zaia, no? Lo stiamo vedendo, debba per... come dire, creare una forma di aggregazione all'interno della sua comunità, tenere la barra dritta ed avere una linea unica, cioè che questa linea così frammentaria non rischi di creare
più confusione di quella che già c'è. No, io penso che bisogna convincere la gente, non bisogna obbligare la gente. Secondo me la gente deve essere convinta, deve capire perché è necessario e utile vaccinarsi, non deve essere obbligata. Io sono contrario a qualsiasi tipo di obbligo. Dopodiché Ti piacciono le politiche di incentivi di alcuni paesi, ad esempio quelli che danno i soldi per chi si vaccina, quelli che pagano? No, io lo trovo assolutamente no. Io non pago qualcuno per vaccinarsi, io spiego perché è giusto vaccinarsi. E lo spiegherò all'infinito. Dopodiché, se uno non vuole vaccinarsi e si ammala, è una sua responsabilità. L'importante è che non metta a repentaglio la vita altrui. Però intanto c'è un sistema sanitario pagato da tutti, no? Che paga le cure anche a chi non si è vaccinato e poi magari si ammala. Questo è un altro tema che devo dire è molto sentito da chi invece ha scelto la vaccinazione. Possa mai, lei è in aeroporto, è di ritorno se non sbaglio, quindi il primo viaggio l'ha già fatto. Questo Green Pass funziona? Viene controllato? Fa perdere così tanto tempo? In realtà al momento ancora non è obbligatorio sui mezzi di trasporto, dopodiché ci sono tamponi a campione in diverse zone, in questo caso per esempio della Sicilia. Io torno da 4 giorni in Sicilia, quindi devo dire, per viaggiare al di là della responsabilità personale, anche proprio per poterlo fare in serenità, è fondamentale già da oggi avere la vaccinazione o un tampone nelle 48 ore, quindi il consiglio è a tutti di farlo, tanto più perché si deve mettere in moto, ecco, quest'estate. Ma se lei avesse avuto con sé il codice, no, che attesta il Green Pass, sarebbe stato così complesso farlo vedere insieme al biglietto? Allora, ce l'avevo, nel senso che io ho già la doppia dose? Assolutamente no, nel senso che negli aeroporti secondo me il controllo è molto molto semplice, lo stesso scanner che legge i codici a barra delle carte di imbarco può leggere tranquillamente anche il Green Pass e credo che lì ci si arriverà molto presto. È evidente che per i bar e ristoranti può essere più complicato, soprattutto per i bar più piccoli, insomma per le realtà in cui magari la mattina si fanno tanti caffè e la gente entra e esce, anche se ricordiamo che al momento si tratta dei Green Pass per chi si siede al tavolo, per chi consuma al tavolo, per chi consuma dentro, quindi c'è una cosa specifica. Ma in quello che diceva Bano prima, per me c'è sempre il solito problema, ma tutti siamo per convincere le persone, nessuno vuole obbligare nessuno nella vita. Il problema è che nessuno riesce mai a spiegare, quando fa ragionamento che ha appena finito di fare Bano, che cosa facciamo se le persone non si convincono. Cioè se ne convinciamo il 65%, il 70% e non basta per la copertura vaccinale di cui dovremmo aver bisogno. Come facciamo? Cioè nessuno, la seconda parte riesce a spiegarla. Per esempio su questo Zai è stato molto molto chiaro, io insomma sottoscrivo, ha detto una frase talmente chiara la settimana scorsa sui sanitari, poi si è un po' corretto, poi per fortuna si è ricorretto di nuovo, speriamo che questa terza via sia quella giusta, sui sanitari e quindi sulle vaccinazioni. Detto sostanzialmente che i sanitari che non si vaccinano dovrebbero cambiare mestiere. Per me questo è l'approccio, questo è il senso, vale per i sanitari ma devo dire vale anche per gli insegnanti. Cioè noi abbiamo da 1 anno e mezzo i ragazzi che fanno scuola una settimana sì, una no, un giorno sì, uno no, che fanno la DAD, abbiamo visto qual è stato l'impatto, l'abbiamo vissuto in tutte le famiglie. L'idea che siamo ancora qui a discutere di tenere le finestre aperte o chiuse, ma i pullman basteranno o non basteranno, e nessuno che dica che qui il tema è metterle in sicurezza e quindi lavorare sulla vaccinazione, non è vero che nessuno dice, c'è chi lo dice ma c'è chi invece fa meno o sorvola, per me è fuori dal mondo. Cioè noi dobbiamo uscire da questa vicenda, dobbiamo dire chiaramente che senza il vaccino non ne usciamo. Perché possa mai, insomma, il governo di cui anche lei fa parte non riesce ad avere una posizione più dura allora da questo punto di vista? Perché di obbligo vaccinale a scuola se ne è parlato, ma mi pare che sia stata presto abbandonata la cosa. Troppe correnti all'interno di questa maggioranza? Perché è un governo in cui ci sono forze politiche molto diverse tra loro e quindi ci sono forze politiche che su questa cosa dell'obbligo vaccinale nelle scuole hanno detto parole chiare, penso al PD ma anche a Forza Italia, e c'è Salvini che un giorno si scopre fuori il vaccino, il giorno dopo ma forse no, e per me questo è l'atteggiamento più grave, perché con un Novax, per quanto sia distantissimo da me, io posso discutere perché è chiaro nella sua posizione. Con figure politiche come Salvini in questo caso, ripeto, Zai è una cosa completamente diversa, perlomeno su questa vicenda, che un giorno dicono che si sono vaccinati, ma poi il giorno dopo dicono che però non vogliono obbligare nessuno. È il modo migliore per confondere le persone, il momento in cui tanti
hanno paura, sono preoccupati, non sono convinti. Stare in mezzo è il modo migliore, forse per tenere qualche voto in più, ma sicuramente per non fare il bene del paese. Salvini prima o poi sarebbe stato nominato, no? Perché noi abbiamo anche intervistato il deputato veneziano della Lega, Alex Bazzaro, l'abbiamo intervistato, ecco, un amico. Lui racconta di non essersi vaccinato per scelta. È una sua scelta personale, mi rifiuto anch'io di pensare che sia la linea di partito, perché non esiste, noi dobbiamo basarci su dati reali, dati scientifici. Oggi chi si vaccina ne viene fuori. Noi ne usciremo fuori da questa situazione, da questa crisi pandemica, vaccinandoci. Se qualcuno non vuole vaccinarsi o non può vaccinarsi, perché c'è anche tutta la partita degli immunodepressi e delle persone deboli, dobbiamo per senso di responsabilità farlo noi. Però ripeto, un appello, dopo c'è chi ha paura oppure che fa una scelta personale, io la rispetto, però a quel punto là la sua libertà finisce dove incomincia la mia, cioè nel senso che non puoi andare a trovare, non so, il parente in casa di riposo perché lo mette a rischio e quindi distanziamento proprio fisico, non puoi andare sui mezzi pubblici perché mette a repentaglio altre persone, non puoi andare nelle scuole e se non c'è l'immunità di gruppo, perché se c'è un bambino che è immunodepresso è giusto che vada a scuola, tutti noi vogliamo che i nostri figli vadano a scuola, che finisca la DAD, la didattica a distanza, e quindi è opportuno che per quanto poco anche gli insegnanti, il mio appello è che si vaccinino, dopodiché se uno vuole vaccinarsi è un problema, cioè io ragiono da genitore prima che da amministratore. Cioè. Lei si candida alla guida di un comune, Noventa Padovana. Ecco, se fosse data la possibilità, il potere, chiamiamolo in questo caso, ai primi cittadini di fare delle scelte, no? Adesso voi avete le ordinanze e insomma alcuni comuni hanno, anche in periodo di grosse restrizioni, le hanno usate le ordinanze. A lei piacerebbe se venisse demandata anche a voi la possibilità di scegliere se utilizzare o meno il Green Pass in determinate situazioni all'interno del vostro comune, o lei ritiene che questo debba essere ancora una decisione a livello nazionale, cioè che unisce l'Italia? Allora, io penso che Noventa non sia isolata da tutto il resto del mondo né dagli altri paesi e dalle altre regioni, quindi non è che se Noventa è esente dal Covid si salva, perché i comuni contermini, la regione e lo Stato comunque avrebbe la pandemia, quindi io penso che ci necessiti di una politica nazionale. Cioè, il tema reale, come ha detto Possamai, è che in questo momento noi abbiamo un governo eterogeneo, dove c'è tutto al contrario di tutto, si va dal PD alla Lega, tanto per essere chiari. Però lei e Possamai avete delle posizioni simili, voglio dire. Io ho fatto l'amministratore, io continuo a fare l'amministratore, magari sono anche un cattivo politico, questo non lo so, però io non faccio propaganda, cioè io devo avere un atteggiamento di responsabilità verso i cittadini, devo avere un atteggiamento di responsabilità verso l'istituzione che ricopre. Non a caso sono stato il promotore di una lista che comprendeva dal PD alla Lega a Fratelli d'Italia per amministrare Padova, sono stato il primo. Cioè, mi sono messo contro tutti perché ho detto noi siamo amministratori e mi trovo benissimo a lavorare sia con gli amministratori di sinistra che con quelli di destra, perché si parla di problemi. Senta, se lei dovesse, un altro dei temi in discussione, no? Alcuni sindaci hanno detto, quando è stato introdotto l'obbligo del Green Pass, ad esempio per bar e ristoranti al chiuso, alcuni sindaci hanno detto io però non farò lo sceriffo nel mio comune. Cioè, se lei dovesse vedere qualche situazione di irregolarità nel suo comune, cosa fa? Allora, io quello che non accetto è che ogni volta il peso delle scelte di governo ricada sui commercianti e sui commercianti. Cioè, questo io sono stufo di vederlo, perché emetti il plexiglass, emetti lo scontrino, le lotterie, cioè ne ho viste di tutti i colori, è ora di dire basta. Cioè, gli esercenti, i baristi non sono gli sceriffi, non fanno la polizia, l'ufficiale di pubblica sicurezza, cioè quello è demandato ad altre realtà, e quindi bisogna finirla di rompere le scatole a chi veramente è un miracolo se si è salvato in questo momento di pandemia. Quindi su questo io sono assolutamente contrario.
Diciamo che oggi abbiamo degli strumenti che sono eccezionali. Se uno vuole andare al ristorante, dal mio punto di vista c'è l'RFID, cioè praticamente la carta di credito o il codice fiscale che ti dice esattamente se sei stato vaccinato, sì o meno, ti dice il Q-code, cioè, abbiamo tutti gli strumenti, però bisogna finirla di andare a pesare sui commercianti, sui baristi e sugli esercenti, adesso basta, okay? Perché sono quelli più penalizzati ed è giusto che siano lasciati stare, che possano lavorare e dar lavoro ad altre persone, questo è come la vedo io. Possamai, cosa ne pensa lei contro o di questo esercito di sindaci che hanno detto va bene, questa è la decisione del governo ma noi non faremo gli sceriffi? Sì, che bisogna capire cosa vuol dire fare gli sceriffi, ecco, diciamo così. Nel senso che io penso una cosa, ed è che la verifica del Green Pass negli esercizi commerciali può essere più complicata, lo dicevo prima, rispetto agli aeroporti da verificare ex ante, cioè all'ingresso, può essere verificata ex post. Mi spiego anche qui. Il tema è che non può essere responsabilità dei commercianti, io su questo sono d'accordo, la verifica, perché come fa la mattina, quando magari ha la sala piena, a riuscire a verificare puntualmente il Green Pass di tutti, cioè rischiamo che diventi un pro forma su cui in realtà non c'è una verifica reale. È una cosa che abbiamo visto tante volte nel nostro paese che va evitata. Penso sia molto più efficace un'altra questione, e cioè che c'è una responsabilità individuale e la possibilità di fare verifica campione da parte della polizia locale, invece della polizia di Stato e dei carabinieri. Tradotto, se io non ho il Green Pass e sono perfettamente consapevole che non posso sedermi all'interno di un bar perché non ce l'ho, e però la polizia locale viene, controlla e verifica che ci sono, la responsabilità non è del barista, è mia che sono lì. Quindi questa cosa qui secondo me serve molto, serve da disincentivo e può essere efficace senza gravare su commercianti e ristoratori, perché se uno ha un ristorante con 20 coperti magari questa cosa la gestisce senza tanta difficoltà. Se incominciamo ad avere strutture più grandi, più complicate, ci vorrebbe una persona all'ingresso che fa le verifiche con lettore a barre, la vedo abbastanza difficile, ecco, in tante realtà. Ha sentito, no, forse non ha sentito perché appunto in aeroporto, però Zaia ha fatto un passaggio un po' tirando le orecchie a quegli amministratori che hanno consentito all'organizzazione di feste in piazza, feste in paese, forse si riferiva anche a delle sagre, feste con musica, con DJ, e poi però ci sono le discoteche che sono delle aziende che sono in crisi e che stanno fallendo. Ha sentito, ha fatto questo passaggio, cosa ne pensa lei? Guardi, lo pensavo anch'io in questi giorni, appunto, che ero in Sicilia e ho visto in bar, locali all'aperto, in zona spiaggia, scene che erano in tutto e per tutto uguali ad una discoteca, per cui non si capisce perché la discoteca debba star chiusa e invece un'attività di questo tipo sia consentita. La stessa cosa vale, non ho sentito Zaia appunto perché ero in aeroporto e quindi non ho visto la conferenza stampa e non ho neanche visto le agenzie, ma se il contenuto è questo non mi sento di dargli torto, è vero, cioè va usata con tutti lo stesso metro. Siccome il CTS sostiene che il più alto, diciamo così, rischio è dato dagli assembramenti di quel tipo, ma questo vale sia che sia dentro una struttura organizzata come discoteca, sia in una festa di piazza in cui c'è il DJ e la gente balla attaccata, non cambia niente, non è che siccome paghi un biglietto all'ingresso per qualche motivo vieni colpito di più dal Covid, come avverrebbe appunto in una discoteca. Quindi sono d'accordo. Quindi aprire le discoteche o limitare le feste in piazza? No. Secondo me limitare le feste in piazza, cioè se il CTS ad oggi ha detto che quella cosa lì è pericolosa, siccome abbiamo sempre detto, e l'ha sempre detto anche Zaia, che ci si deve fidare della scienza, che lui è un politico, non è un medico e quindi ascolta la scienza, ascoltiamo la scienza da un lato e dall'altro. Bano, la vedo annuire, insomma siete veramente molto d'accordo? No, ma io penso che da amministratori si va d'accordo per forza, perché dove c'è un pericolo di contagio tipo le sagre non si capisce perché le sagre si devono fare se non hai una limitazione degli accessi, un controllo degli accessi, delle presenze che sono fatte all'aperto, perché quelle sì e le discoteche no. Quindi lei è d'accordo, come dice Possamai, nel limitare questo tipo di sagre ed eventi oppure invece di consentire l'apertura alle discoteche? No, proprio limitare. In questo momento il Comitato Tecnico Scientifico dice che questo è una fonte di contagio e lo dico con dispiacere perché noi abbiamo una delle sagre più importanti, quelle storiche, che è la sagra del Folpo. Insomma sono centinaia e centinaia di anni di edizione.
No, non penso. Non penso, perché le limitazioni, allora, intanto io la facevo perché tra l'altro da quando faccio politica ho sempre fatto la bettola della Lega, ma non penso ci siano le condizioni, perché le presenze e diciamo gli aggravi dei distanziamenti non ti consentono di coprire i costi, e siccome i soldi ce li mettiamo noi e siamo tutti volontari, cioè quando tu hai più spese rispetto all'entrata, perché invece di avere 100 persone ne puoi tenere 50, a quel punto là non ha senso farle. Anzi, io quello che avevo proposto, che ho proposto anche l'anno scorso all'amministrazione, se proprio dobbiamo farlo, mettiamoci tutti insieme, quindi non c'è più la bettola dei compagni piuttosto che quella della Lega, piuttosto del bettolino azzurro, eccetera, mettiamoci tutti insieme, ne facciamo una, ci diamo un po' il cambio, tanto per tenere in piedi la tradizione, facciamo l'asporto e andiamo avanti, però con tutte le misure di sicurezza, quindi dal distanziamento quindi tutti insieme, perché questa è una partita che si vince tutti insieme. Teniamo in piedi questa tradizione che è centenaria, però non mettiamo a rischio la gente. Ecco, questo è quello che... Senta, un altro dei temi, no? Allora, abbiamo visto in questi giorni il tam tam mediatico, manifestazioni Novax, nell'ultima di sabato anche una nostra troupe è stata aggredita, poi da lì la solidarietà. Abbiamo cercato di raccontare, no? Come facciamo sempre, e oltre a trovare degli interlocutori che non volevano rispondere alle nostre domande proprio perché c'è questa insofferenza, no? Atavica nei confronti della categoria dei giornalisti, da qui c'è stata la manifestazione non autorizzata, no? Le varie prefetture erano in allerta e comunque le manifestazioni vengono convocate lo stesso. Le piacerebbe che un primo cittadino possa avere del potere anche in questo senso? Beh, ce l'ha. Cioè, è giusto che ce l'abbia. Cosa può fare un primo cittadino di fronte a se si scopre, no? Che, non so, facciamo l'esempio che a Noventa Padovana lei viene a sapere, lei è sindaco, lei viene a sapere che viene organizzata una manifestazione Novax non autorizzata. Cosa si può fare? Cioè, allora, a prescindere, guarda, io sono molto chiaro, se le manifestazioni non sono autorizzate, ma per la loro e l'altrui sicurezza, la manifestazione non deve tenersi. Questo è a prescindere dai temi. Cioè, io per esempio sottoscrivo molti anche referendum dei radicali che condivido poco nulla, anzi magari a volte anche nulla, ma sono assolutamente una persona democratica ed è giusto sottoscriverli. Lo stesso sulle manifestazioni. Ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero e fare la propria manifestazione, ma deve essere autorizzata. Perché ci sono delle regole di sicurezza che ci sono e non si può derogare. Quindi denunce a tutti quelli che erano in piazza? Beh, dal mio punto di vista, se la manifestazione non è autorizzata e metti a rischio le persone, è giusto che i vigili, la polizia vada in giro con la bodycam, identifichi tutti e a quel punto là sanzioni. No, io ho partecipato a tutte le manifestazioni, ma sono sempre state manifestazioni autorizzate. Mai, allora secondo lei il pugno troppo poco duro da parte delle varie amministrazioni, anche delle prefetture, secondo lei in questi giorni? Perché alla fine queste manifestazioni ci sono state, nonostante non fossero autorizzate, le denunce sono state anche poche. Sì, devo dire che fa parte della storia del nostro paese purtroppo il fatto che vengano fatte manifestazioni anche quando quelle manifestazioni non sono autorizzate, però io la penso come Vano su questo, cioè chi va in piazza, tanto più in un momento come questo, in cui al di là dell'autorizzazione tradizionale, diciamo così, a manifestare, c'è anche un tema legato agli aspetti sanitari e ci va senza essere autorizzato, è giusto che sia sanzionato per qualsiasi motivo, cioè vale anche per chi va a manifestare non autorizzato per altre ragioni, ma tanto più in questo momento non possiamo pensare che si vada in piazza e fare assembramenti, fare manifestazioni senza nemmeno avere un'autorizzazione formale da parte degli enti preposti. Allora noi andiamo in pubblicità, davvero pochi secondi, Mai, io spero che lei riesca a rimanere comunque collegato con noi perché so che tra una mezz'oretta ha un volo, pubblicità e poi torniamo su questi temi per l'ultima parte, vi aspetto.
Ben ritrovati di nuovo in onda, stiamo parlando di Green Pass, di manifestazioni non autorizzate, di politica e di amministrazione del territorio. Allora, Marcello Bano, che insomma, è candidato per il centrodestra alle amministrative di Noventa Padovana, prima diceva: una manifestazione Novax da me io non la autorizzerei e anzi addirittura farei scattare denunce a tutti. Le voglio far notare che la sua posizione è addirittura più dura rispetto a quella del presidente Zaia, che in qualche modo aveva detto manifestare libertà è sempre consentito. Più dura dunque. No, ma non è una manifestazione Novax, è una manifestazione non autorizzata. Perché come dicevo prima, cioè, io sono contrario alle manifestazioni non autorizzate a prescindere da chi arrivano, perché non ho capito, sono contrario a quelle fatte dai centri sociali e perché le fa la Lega, allora a quel punto là sono autorizzate. Non va bene, se una manifestazione per ordine pubblico non è autorizzata, la manifestazione non si deve tenere, che parta dai centri sociali, che parta da Fratelli d'Italia, dalla Lega. A me questo non interessa. Quando uno va a manifestare lo deve fare rispettando le regole, in sicurezza. Quando vanno a fare le manifestazioni, quando andiamo a fare le manifestazioni noi lasciamo più pulito di quando andiamo via. Cioè, quindi forse la posizione un po' più morbida del presidente Zaia è proprio perché all'interno di queste manifestazioni no pass ci sono stati allora anche io conosco il presidente, io penso che tutte le manifestazioni siano corrette purché siano autorizzate. Cioè uno può manifestare per qualsiasi cosa, massimo rispetto per tutte, ma devono essere autorizzate e fatte in sicurezza. Okay? Questo deve essere imprescindibile, che ci siano i leghisti o che non ci siano i leghisti. Questo è quello che penso. Allora, la sua posizione è, dicevamo, abbastanza in asse, no? Con quella del collega Possamai, nonostante insomma siate due parti politiche, due schieramenti politici opposti, molto diversa rispetto a quella di Fratelli d'Italia, soprattutto sul tema del Green Pass, però lei si presenta rappresentando il centrodestra unito, quindi anche gli elettori di Fratelli d'Italia a Noventa, se vorranno votare, voteranno lei. Certo, ma noi ci confrontiamo su temi amministrativi, alla gente non gliene frega niente se io sono della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, eccetera. Io voglio che la gente mi valuti per le mie idee, per quello che ho fatto e per quello che proporrò di fare, non certo per la mia idea. È logico che c'è un elettorato che vota in base al momento storico. Se va ai 5 Stelle vota i 5 Stelle, se va a Renzi vota Renzi, se va al centrodestra vota il centrodestra, ma questo è un di più. Cioè, oggi magari io sono anche fortunato perché sono al posto giusto, al momento giusto, contrariamente ad altre persone. Però alla fine la gente vota il candidato sindaco, vota la lista, vota le idee e vota e sente quello che io voglio fare, quello che noi vogliamo fare come squadra. Cioè, quindi... Allora io adesso le chiederò, quindi tenga in serbo la risposta, come è cambiata la Lega, no? Perché stiamo raccontando varie leghe, devo dire, ne stiamo vedendo diverse in questo periodo, ma passo prima la parola a Possamai perché insomma so che ci deve salutare, quindi torno da lei in chiusura. Giacomo Possamai, come chiederò come è cambiata la Lega, chiedo a lei una riflessione sul Partito Democratico, il ruolo che sta avendo il Partito Democratico in questo momento al governo e anche all'opposizione in regione e che ruolo vuole che abbia anche in futuro? Sono due ruoli molto diversi, diciamo, quello che esercitiamo a Roma da quello che esercitiamo a Venezia. A Roma credo che stiamo lealmente sostenendo il governo Draghi, che è un governo che sta facendo, secondo me, cose molto importanti. Io per esempio mi iscrivo alla categoria di quelli molto contenti e soddisfatti della riforma della giustizia, cioè il fatto che si sia arrivati dopo 25 anni in questo paese di contrapposizioni sui temi della giustizia, che è diventato più un tema di lotta politica che di discussione nel merito, e che è anche uno dei grandi problemi del nostro paese. Il funzionamento della macchina di giustizia condiziona non soltanto la vita di tantissimi cittadini, ma è anche uno dei motivi per cui per esempio facciamo una grandissima difficoltà a trarre investimenti dall'estero, o uno degli elementi che banalmente frena lo sviluppo e la capacità di investimento anche delle nostre stesse imprese. Quindi per me questo governo sta facendo bene e sta ottenendo risultati molto importanti. Solo una battuta: a partire dalla campagna vaccinale e dalla fermezza assoluta di Draghi
sul tema dei vaccini, nel senso che io sono contento di registrare la posizione di Banno di oggi, è molto distante da quella di Salvini, per fortuna dico io, e per fortuna che Draghi su questo ha tenuto la barra assolutamente dritta. Su quello che stiamo facendo a Venezia, noi viviamo un momento di assoluta difficoltà come ovviamente paese e anche come regione di fronte alla pandemia, per cui sui temi della pandemia dove abbiamo potuto abbiamo sempre detto che eravamo disponibili a un dialogo, a un ragionamento, perché ci rendiamo conto della situazione di difficoltà e così abbiamo fatto. Dopodiché pensiamo anche che il nostro compito sia quello di dar voce a un'opposizione in Veneto che, per quanto abbia dei numeri ridotti rispetto agli anni passati, è necessaria, perché un paese e una regione che non hanno un'opposizione, che non fanno notare che cosa non funziona, che non costruiscono un'alternativa, sono un paese o una regione che non funzionano e che hanno un problema con la democrazia. Solo una battuta: io sono uno di quelli contenti che sia stato Fratelli d'Italia a restare all'opposizione del governo, perché per quanto io faccia parte come partito, sia dentro un partito che fa parte del governo Draghi, sono fermamente convinto che un governo senza opposizione sia un pericolo anche per un paese dalle solide fondamenta democratiche come il nostro paese, e la stessa cosa vale ovviamente anche a livello regionale, visto il risultato molto importante ottenuto dalle ultime regionali. Alle amministrative di settembre ci sono alcuni comuni, mi viene in mente Oderzo, per restare nella Marca trevigiana, che imposteranno, hanno già impostato un asse, Movimento 5 Stelle Partito Democratico. Come la vede? Noi abbiamo fatto una cosa a queste amministrative ed è andata bene a livello nazionale, e cioè abbiamo dato ai territori la possibilità di decidere chi erano i soggetti con cui allearsi. È successo nelle grandi città, è successo nelle città più piccole come quelle che votano in Veneto, e questo ci ha portato, l'abbiamo visto a livello nazionale, penso alle 5 grandi città che vanno a votare, a trovare i candidati molto prima rispetto al centrodestra, il fatto di mettere in campo dei candidati molto forti, mentre lo schema inaugurato dal centrodestra, portato avanti tradizionalmente dal centrodestra in questa partita, e quindi l'accordo romano fra i leader, ha portato al contrario a soluzioni a ribasso. Penso a quanto è successo a Roma con Michetti. Barro, la vedo annuire, davvero. Abbiamo creato in questa che doveva essere un dibattito politico delle assi incredibili. A parte l'inesattezza che non è la linea di Salvini, io ripeto, sono per la libertà, dopodiché l'invito è assolutamente quello di vaccinarsi, ma questa è un'altra partita. Che Lega, com'è cambiata la Lega? No, lei è un politico veramente dalla prima ora, ha fatto una gavetta molto lunga. No, devo fare ancora tanta, ne vorrei fare ancora tanta. Ovviamente glielo auguriamo, ma com'è cambiata la Lega in questo tempo? È cambiata tanto, da una Lega federalista legata molto al territorio, è diventata una Lega un po' più nazionalista e un po' più verticistica. Io ero abituato ai corpi intermedi, alle sezioni, io mi sono formato nella sezione, nelle circoscrizioni, e invece adesso la politica si fa coi leader, che è una cosa che insomma un po' mal digerisco. A me piace fare politica sul territorio. Poi la Lega ha messo in campo molti commissari, la figura del commissario forse... È una figura secondo me transitoria, allora diventa naturale in un momento di transizione tra una Lega come la Lega Nord e una Lega nazionale, dopodiché bisogna aprire la stagione dei congressi, purtroppo ancora non si è aperta per via della pandemia, non perché non si voglia, perché siamo pronti, noi siamo già pronti a scaldare i motori nei congressi, e bisogna avere pazienza. Innanzitutto adesso comunque alla gente interessa uscire da questa situazione, e quindi parlare di congressi vuol dire essere fuori dal mondo, essere slegati alla realtà. E dopo ci sono delle scadenze elettorali come le comunali, che siamo assolutamente protagonisti. Io ho visto il provinciale lavorare in maniera veramente importante, e anche con grave difficoltà, perché non sempre è facile riuscire a far sintesi tra le posizioni. Nel 90 ci siamo riusciti. Io infatti ringrazio la senatrice Toffanin, ringrazio Luca De Carlo per Fratelli d'Italia, ringrazio soprattutto perché insomma abbiamo aperto una fase nuova, ed è importante perché dopo 20 anni noi potremo andare
magari nel nostro piccolo segnala alla storia, visto che c'è il segretario del PD dall'altra parte. Sì, ma infatti secondo lei, ad esempio, in alcuni comuni il fatto che il centrodestra poi si confronti con un centro-sinistra unito, quindi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, crede che possa svilire un po' il dibattito? No, oppure... va bene, cioè, posso dire, allora, questo è, diciamo, la copertina. Dopo, i veri temi sono: cosa vogliamo fare per i nostri comuni? Io per esempio sono partito a fare campagna elettorale dalle periferie. Il PD, no, che è, diciamo, è il salottino buono, i radical chic, sono partiti dal centro, via Roma numero 1. Io invece parto da Noventana, oltre Brenta, su quelle zone che dicono, siccome il live motive a 90 si sta bene, la qualità della vita è alta, bene, allora uno mi deve spiegare per quale motivo le periferie si lamentano e perché ci sono molti più scontenti di quelli contenti, perché si sentono anche umiliati da certi messaggi. Aspetti, perché Possamai le ha dato del radical chic. Ma certo, ma lui è un radical chic, lui è in ferie. Vi ha dato del radical chic, 2 minuti per rispondere. No, sto scherzando, No, sono stato 3 giorni via e mi sono pure collegato, quindi no, scherzo, a parte le battute. No, non mi sento radical chic e credo francamente che sia una ricostruzione un po' caricaturale quella del PD come radical chic, anche perché, se non sbaglio, il centro-sinistra governa 90 Padovana da 20 anni, per cui o i cittadini 90 Padovana sono tutti radical chic, oppure si vede che invece quell'amministrazione ha avuto una capacità di essere presente sul territorio in questi 20 anni con 2 sindaci diversi, che gli ha consentito di ottenere i risultati che hanno ottenuto. Quindi non credo, dopodiché ci sono delle elezioni al 3 ottobre e vedremo come va. Io sono molto fiducioso che il centro-sinistra possa confermare 90 Padovana. Allora, Possamai, grazie per essere stato con noi, davvero la lasciamo al suo volo perché... Buone ferie. Non credo che sia tornato dalle ferie. No, sto rientrando, sono stato via il weekend. Grazie. Ciao, buon lavoro. Arrivederci Giacomo Possamai, consigliere regionale del Veneto Partito Democratico. Bano, ovviamente in bocca al lupo, ma avremo modo di riospitare lei e i suoi antagonisti di nuovo su questo tavolo. Rimanga con noi finché rilanciamo nuovamente il sondaggio che è legato al vaccino obbligatorio agli insegnanti, quindi 0422 16 26 691 per il sì, vaccino obbligatorio agli insegnanti nelle scuole, 0422 16 26 690 per il no, per chi è invece contrario all'obbligo vaccinale. A me non resta che ringraziarvi per essere stati con noi, l'informazione torna alle 18:30 con il TG del Veneto. Arrivederci.